Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste, buon inizio di settimana ma anche del nuovo mese, il mese di luglio. Allora oggi, 1° luglio, avremo ospiti in studio Nicole Matteoni, deputata di Fratelli d'Italia, nonché segretaria e anche consigliere comunale del partito qui a Trieste, poi Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Se vorrete dialogare con loro potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail, anche per fare naturalmente le vostre segnalazioni. Andiamo subito a vedere la nostra pagina del Tempo con cui iniziamo di solito la rassegna stampa. Allora andiamo a vedere il sito dello Smeralpa regionale. Correnti umide sud-occidentali portano un po' di instabilità sul nord Italia. Oggi il passaggio di una saccatura porterà aria più fredda in quota che accentuerà l'instabilità. Quindi per oggi, lunedì 1° luglio, tempo instabile con cielo in genere nuvoloso o coperto. Probabili rovesci, temporali diffusi con piogge da abbondanti a intense, più frequenti in pianura e in montagna, mentre sulla costa saranno possibili le schiarite più durature con vento da sud moderato. Possibile qualche temporale forte, temperature massime in diminuzione. Mentre per domani, martedì 2 luglio, al mattino residua nuvolosità sulle zone costiere, in giornata su tutta la regione nuvolosità variabile. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso, più probabile dalla costa alle prealpi. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata. Questo è il quadro. Andiamo a vedere ancora mercoledì 3 luglio, cielo in prevalenza coperto con piogge sparse, in genere deboli o moderate, temperature massime in diminuzione. Insomma ancora un tempo abbastanza altalenante e incerto. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Cominciamo con Il Piccolo di Trieste, che si concentra sulle liste d'attesa in procura. Il procuratore Frezza acquisisce personalmente 812 impegnative al CUP dell'ospedale Maggiore. Trieste, visite non fissate a mesi di distanza e pratiche archiviate senza un ordine. Quindi la Procura della Repubblica di Trieste ha avviato accertamenti sulle liste d'attesa per gli esami specialistici del sistema sanitario triestino, ritenuti eccessivamente dilatati. Spesso i pazienti aspettano mesi prima di poter ottenere un appuntamento. È stato il procuratore facente funzioni Federico Frezza a recarsi di persona al CUP dell'ospedale Maggiore per acquisire le impegnative inevase e verificare il motivo. Non sono poche, 812. In questi ultimi giorni, inoltre, il responsabile del CUP è stato sentito dalla Guardia di Finanza. L'attività della magistratura è partita da una segnalazione specifica e non contiene un'ipotesi di reato. Il punto di inizio è dunque una denuncia articolata sporta da un cittadino che si era recato al Maggiore per una visita dermatologica. Stando a quanto s'apprende, l'addetto allo sportello ha fotocopiato l'impegnativa ma non ha comunicato alla persona alcuna data per l'esame diagnostico. L'operatore del CUP, gestito da una cooperativa per conto di Asugi, non ha quindi fissato l'appuntamento nemmeno a molti mesi di distanza. Da qui è partita appunto questa indagine sulle liste d'attesa in sanità. Andiamo a vedere anche Papa Francesco, che riceverà il primo sigillo d'oro di Trieste. Mercoledì c'è Mattarella, spenti i riflettori mondiali sul G7 istruzione, sono subito ripartiti i preparativi in vista della settimana sociale dei cattolici, che si aprirà mercoledì alla presenza del presidente Mattarella per poi concludersi domenica con la visita di Papa Francesco. Questa è la settimana appunto dei cattolici che inizia mercoledì. Francia, destra mai così in alto, Macron uniti per batterli, primo turno delle legislative, confermate le attese, Le Pen siamo pronti. Queste le notizie, una notizia che troveremo sicuramente in primo piano su tutti gli altri quotidiani in edicola oggi. Ma veniamo alle notizie di casa nostra. Sostanze inquinanti frenano il bando per Palazzo Carciotti, ancora la Lega Navale al voto una lista unica per voltare pagina. Poi da Mina agli sportivi, un secolo di Rebecchini al buffet Benedetto. Caro ombrelloni, aumenti dal 3 al 10%, l'inchiesta ai prezzi da Trieste ai lidi veneti, gestori delle spiagge, ritocchi minimi. Terrorismo a Belgrado, 2 arrestati per l'attacco all'ambasciata di Israele. E poi ancora per Nord-Est Economia, Northern Light produce le basi
barche veloci e riciclabili. Ancora per la cultura, tornano le lezioni su James Joyce aperte al pubblico. Allora andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo di Gorizia Monfalcone che si concentra sul caos Tari per quanto riguarda il comune di Gorizia. Le bollette per il servizio di raccolta dei rifiuti, Tari più cara dell'11%. La mancata pubblicazione del piano 22 sul sito del MEF, del Ministero, comporta un esborso di 703.000 euro. A Gorizia i nodi vengono al pettine. Il pasticcio Tari, che deflagrò nel 2022, porterà un aumento sino all'11% delle bollette dei rifiuti. Il tema sarà sviscerato oggi in Consiglio Comunale, visto che fra i punti all'ordine del giorno della seduta convocata per le 16:30 ci sono anche la presa d'atto del piano economico finanziario. Poi verso la capitale europea della cultura, parapetti da cambiare per la sicurezza al castello di Gorizia, naturalmente si parla di questo. Anche qui l'inchiesta sugli ombrelloni con gli aumenti dal 3 al 10% e poi anche il distretto del commercio al via il nuovo bando per il business online. Allora andiamo a vedere altri quotidiani nazionali in edicola quest'oggi. Allora Corriere della Sera, Francia l'avanzata della destra, questo è il titolo scelto dal Corriere. Le Pen punta alla maggioranza assoluta, Macron invoca un blocco repubblicano, la sinistra al secondo posto. Bardella conta su quasi il 34%, sarò il premier di tutti. Il partito che governa non va oltre il 22,1%, il fronte Mélenchon supera il 28%. Poi ancora il maltempo, frane, nubifragi e paesi isolati in Val d'Aosta e in Piemonte. Vediamo qui un'immagine di devastazione. Il centro di Cervini è invaso da una marea di fango dopo l'esondazione del torrente Marmore, case e negozi allagati, trappola d'acqua e fango per Cogne e Cervinia. Il data room di Milena Gabanelli si occupa della Brexit, l'ora del pentimento, dice Milena Gabanelli. Gli inglesi si sono già pentiti della Brexit, oggi il 55% è contrario. In questi 4 anni sono aumentate le tasse e sono stati persi quasi 2 milioni di posti di lavoro. Poi ancora verso 3 espulsioni, frasi antisemite, 10 militanti nel mirino di Fratelli d'Italia. Vediamo la Repubblica, vince Le Pen, Francia divisa, l'estrema destra si impone col 34% ma non ancora la maggioranza assoluta dei seggi. Saranno decisivi ballottaggi tra 7 giorni, Macron al 22%, il Fronte Popolare della Sinistra al 29%, siglano l'accordo sulla desistenza e sono sicuri di poter prevalere. Orbán fonda a Strasburgo i patrioti sovranisti, Meloni teme l'offensiva di Salvini. Questa è l'analisi della politica europea in questo caso. Val d'Aosta, Cogne isolata dal maltempo, frane e torrenti in piena. E ancora la Casa Bianca, negli Stati Uniti, la moglie Jill chiede a Biden di non rinunciare. Ancora l'antisemitismo, se le inchieste sono un interesse del pubblico. Vediamo La Stampa che si occupa in realtà nella copertina dell'arrivo oggi di tappa a Torino dopo 58 anni e domani la Grand Boucle riparte da Pinerolo, Grand Tour Piemonte, questo è il titolo, una festa che non finisce mai. Il Fatto Quotidiano, anche qui Le Pen e sinistre stritolano un Macron piccolo piccolo, primo turno, affluenza altissima, il Rassemblement vince ma non sfonda. Ancora sempre sul Fatto Quotidiano, il Fatto Economico, PNRR, coesione, se Fitto se ne va lascia i problemi. Ancora autonomia, 5 regioni progressiste tentano, fra virgolette, Calabria e Basilicata per il referendum, guardando pure a destra. Ancora Pichetto, il nuclearista, ci condanna all'atomo e si scorda le scorie, il ministro disastro e il nuovo piano energia, questo è il commento appunto del Fatto Quotidiano. Ma tornando alle elezioni in Francia, anche Libero fa un titolo insomma suggestivo, Macron, Mondier
terremoto a Parigi, vince il partito di Le Pen, batosta per il presidente, superato anche dalla sinistra. La rivoluzione francese, titola Libero. Ancora botta per gli euro mandarini, un altro messaggio diretto a Bruxelles. Il tramonto di Emmanuel, si credeva il Re Sole, si è rivelato una sola. Il loro incubo s'avvicina, compagni sotto shock per l'onda lepenista. E ancora intervista a Francesco Perfetti, Marin ai ballottaggi, può davvero farcela. Il Giornale, Le Pen vince il primo tempo, la destra in Francia supera tutti con oltre il 30% delle preferenze, Macron perde ma spera nell'aiuto della sinistra per il ballottaggio, scossone nelle urne. Questo è il titolo appunto del Giornale. Bardella, il 28enne d'origini italiane che ha terremotato la Rive Gauche. Non mi aspettavo le dimissioni ma non perdiamo il mondiale, intervista a Ignazio La Russa sulla nazionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa in versione tifoso, ora per noi la Svizzera è un'altra Corea. Domani Le Pen vince ma non può governare, Macron ora uniamoci contro RN, l'estrema destra oltre il 30%, fronte popolare secondo male il presidente. Qui vediamo una foto di Marine Le Pen. Biden accerchiato dai suoi stessi alleati, cresce il numero di alleati che chiede un cambio del candidato alla presidenza. Sono ancora capace di dire la verità, dice il presidente, sempre più debole e contestato dai democratici. Oggi la Corte Suprema deve decidere sull'immunità di Trump. Per la difesa sarebbe coperto da uno scudo. Ancora andiamo a vedere i volti di Meloni, non possono più convivere, il commento di Lorenzo Castellani. Invece Alessandro Penati scrive: mercati e crisi di competitività, i rischi delle vittorie populiste. Proprio di economia si occupa naturalmente il Sole 24 Ore del lunedì. In aziende, intelligenza artificiale, la sfida dal personale ai contratti, algoritmi utilizzati per valutare curricula e candidati, i controlli e le 5 mosse da fare subito per essere in regola con le norme dell'Unione Europea. Ancora concordato biennale, imprese tiepide. Poi ancora uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, abbiamo parlato appunto di sport, oggi parte l'assalto a Wimbledon e ora tifiamo Sinner, e poi Spalletti e Gravina dopo il flop Italia sotto accusa, il CT si scusa, il presidente dà la colpa a calendari e stranieri, la Lega di A non ci sta, il CONI preoccupato, gelo con Abodi, Bellingham salva l'Inghilterra, anche la Spagna ai quarti, avanti così rischiamo i mondiali, e l'analisi che fa la Gazzetta dello Sport. Andiamo allora di nuovo sul piccolo, il piccolo di Trieste, per vedere le notizie di casa nostra. Andiamo rapidamente alle pagine di Trieste, eccolo qui. Allora si parla del Palazzo Carciotti, un vecchio inquinamento frena il bando del Carciotti, spunta un procedimento del 2004 relativo all'ipotesi di presenza di idrocarburi. Il Comune eseguirà l'analisi per valutarne la portata, poi l'avviso forse entro luglio. Oggi la quotazione è a 10,3 milioni, delle Generali l'unico interessamento finora avanzato. Allora, nella notte un cambio storico, la luce passa da Era a Edison, la luce pubblica naturalmente, si parla per la prima volta, non è una società comunale o partecipata. Liste d'attesa in evase alla Sugi, la procura avvia accertamenti, l'abbiamo visto in prima pagina. Frezza acquisisce personalmente 812 impegnative al CUP dell'ospedale Maggiore, visite non fissate a mesi di distanza e pratiche archiviate senza un ordine preciso. Vuole fare chiarezza appunto il procuratore facente funzione. Allora, i 650 soci della Lega Navale al voto, una lista unica per voltare pagina, il candidato presidente Benedetti, l'antica diga capitolo chiuso, serve riportare serenità tra noi, così dice appunto il candidato alla presidenza della sezione triestina della Lega Navale. E poi nuovamente le mucillagini ancora visibili nelle acque del Golfo, l'ARPA dice ancora nessun pericolo.
Ieri importante presenza della sostanza gelatinosa davanti alla costa e c'è chi ha rinunciato al bagno, ma gli esperti rassicurano sui rischi. Anche noi avevamo delle immagini appunto che abbiamo trasmesso nel telegiornale di ieri, immagini abbastanza significative della presenza, di questa sgradita presenza che è tornata nuovamente appunto sulle nostre coste a farsi rivedere. Allora andiamo a leggere un po' di questo articolo. Le mucillagini sono ancora protagoniste nel nostro golfo, il maltempo dei giorni passati, la bora anche sostenuta di una settimana fa non sono bastati per allontanare completamente quella sorta di sostanza gelatinosa, viscida, giallognola che i triestini ormai hanno iniziato a conoscere bene. Ieri vicino alla costa il fenomeno era ancora evidente, sebbene non con l'intensità di una decina di giorni fa. Ai Topolini nel fine settimana in molti hanno preferito rinunciare a fare il bagno, riscontrando una presenza importante di mucillagini sotto costa, condizioni migliori al Pedocin, nulla a che vedere con la situazione di giorni fa, rileva Alex Benvenuti, gestore di Grignano 1 e Grignano 2, ma al largo c'erano ancora delle chiazze che però non hanno impedito alla gente di fare il bagno. Stesse condizioni vengono segnalate da Sticco, a una quindicina di metri dalla costa si vedono ancora delle formazioni, i bagnanti non hanno riscontrato comunque problemi, insomma queste immagini sono piuttosto significative del fenomeno ancora presente. Allora, torniamo sul giornale, al bivio di Miramare, pronto il cantiere per la strada ceduta, le conseguenze della mareggiata, al via i lavori per il rifacimento della bretella danneggiata, sistemazione in 50 giorni con una spesa da 200.000 euro. Sarà l'impresa triestina Rosso, appaltatrice di numerose opere comunali, a rifare il muro di sostegno al bivio di Miramare. Poi ancora, cade in mare ubriaco, quarantenne soccorso dai vigili del fuoco. Abbiamo realizzato anche noi ieri un servizio su questo salvataggio, cominciato come una vera e propria operazione di addestramento per i vigili del fuoco in mare, e poi invece c'è stato il soccorso vero e proprio. Allora rivediamo insieme il servizio. Una semplice esercitazione di routine si è trasformata in un soccorso in mare vero e proprio per i vigili del fuoco di Trieste, che ieri sera hanno salvato un uomo caduto in mare al largo di Piazza Unità. Si trovavano in mare per addestramento notturno con la motobarca VFS 002 nei pressi del molo Pescheria, quando gli specialisti nautici del comando Vigili del Fuoco Giuliano sono stati chiamati dall'equipaggio di uno yacht che indicava la presenza di un uomo che annaspava in acqua tra il molo e la stessa imbarcazione. I vigili del fuoco hanno rapidamente avvicinato l'uomo e l'hanno issato a bordo della motobarca, dove hanno anche tentato di tranquillizzarlo. Una volta arrivata sul posto un'ambulanza immediatamente chiamata, i sanitari hanno preso in carico l'uomo in evidente stato confusionale e lo hanno trasportato all'ospedale di Cattinara per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono successivamente giunti anche il personale della Capitaneria di Porto e i carabinieri. E torniamo a leggere il giornale, sempre sul piccolo, un arresto, un fermo per l'attentato davanti all'ambasciata di Israele, l'allarme a Belgrado, le autorità serbe sono risalite a 2 persone che erano in contatto con Zujovic e le indagini proseguono. Nell'attacco era rimasto ferito un agente che aveva reagito colpendo a morte l'assalitore. Fiumi balcanici poco protetti, la denuncia delle associazioni ambientaliste, studi inappropriati all'allineamento alle direttive Unione Europea solo sulla carta. Ma veniamo a Trieste, parliamo delle visite del Capo dello Stato e del Pontefice, l'omaggio di Trieste a Papa Francesco di Piazza, pronto il primo sigillo d'oro, la consegna durante la visita in programma domenica. Il sindaco sarà un altro momento storico dopo il G7, mercoledì attesa anche la presenza di Mattarella, sempre per la settimana sociale dei cattolici. Federica, Friuli Venezia Giulia, sempre più sede
sede strategica per i grandi eventi internazionali. Il nostro è un ruolo geopolitico. Ieri ci siamo concentrati in particolare sulla visita del Papa la prossima domenica, la messa, come annunciato ieri nella celebrazione della messa a San Giusto, sarà celebrata invece dal Papa in Piazza Unità, però sarà allestito anche un maxi schermo all'interno proprio della cattedrale per consentire a chi non ha il pass di seguire appunto la celebrazione della messa del Papa. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. In modo presenziale, come abbiamo organizzato in questi ultimi mesi, sarà in Piazza Unità, con i limiti che ha la piazza, perché purtroppo non c'è spazio per tutti e quindi per questo motivo chi non ha avuto la possibilità di registrarsi per tempo e di chiedere un pass per partecipare alla messa di Papa Francesco potrà seguire per esempio qui in cattedrale la celebrazione eucaristica in uno schermo che verrà predisposto nel tempio, in modo tale che chi vuole avvicinarsi domenica prossima potrà anche partecipare comunitariamente alla celebrazione, a conclusione della quale un ministro dell'Eucaristia sarà disponibile anche per distribuire la Santa Comunione. Celebrando oggi la Santa Messa in cattedrale, padre Luis Okulik, responsabile dell'organizzazione della settimana sociale della Chiesa a Trieste, ha parlato a lungo degli importanti appuntamenti che ci attendono fino a domenica prossima, quando la messa sarà celebrata da Papa Francesco in Piazza Unità. Per chi è rimasto senza il pass ci sarà dunque anche la possibilità di seguirla dal maxi schermo a San Giusto e i fedeli si stanno già organizzando, prendendo in considerazione anche le nostre dirette dell'evento. In Piazza Unità non possiamo venire perché non abbiamo i pass, allora stiamo studiando se venire a San Giusto di nuovo oppure se guardare direttamente per Tele4 perché a un certo punto fate delle riprese veramente molto belle. Al termine della messa odierna a San Giusto abbiamo raccolto anche alcune voci di fedeli che attendono l'arrivo di Papa Francesco. Penso che parteciperemo e abbiamo dei posti anche, ma penso in piedi. Noi abbiamo già vissuto la precedente visita del precedente Papa, quindi che ci sostenga con le sue preghiere, perché noi facciamo quello che possiamo, chiaramente, lui è un livello più su. Cioè, cosa mi aspetterei? Che ci portasse un poco di serenità, un poco di intelligenza serena, che ci faccia capire che siamo qui e che è inutile che ci prendiamo a pugni, questo non solo a Trieste, ovviamente in giro. Io ho capito che lui viene a Trieste e parla con noi, anche noi abbiamo bisogno di serenità. Forse avremo occasione e mi auguro che porti un messaggio che serve più di ogni altra cosa adesso, un messaggio di pace a Trieste ma anche in generale per tutto il mondo. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Lo facciamo al telefono con l'ispettore Paolo Gurtner. Buongiorno, allora qual è la situazione di oggi? Buongiorno a tutti, situazione attualmente tranquilla, nulla di particolare, anche la notte non è stata particolarmente gravosa per incidenti o altro, ce ne sono stati alcuni ma senza particolari conseguenze. Soprattutto ultimamente accadono di sera con animali selvatici che attraversano le careggiate e purtroppo poi vanno a cozzare con i mezzi che transitano. Ieri Brigata Casale ad esempio. Per fortuna non c'è stato nessun problema per gli occupanti del veicolo. Voglio far presente che appunto il giorno 3 abbiamo la visita del Presidente della Repubblica, ci saranno dei divieti in atto sempre nella zona circostante Piazza Unità, quindi faccio presente il Mercato Vecchio, Orologio, Piazza del Scuolo Vecchio, via Pozzo del Mare, le rive esterne, quindi attenzione a chi ha nuovamente veicoli da quelle parti, vado a vedere eventualmente per quanto riguarda l'inizio di questi divieti. Voglio far presente che oggi, almeno da quello che ho letto, ci sono un sacco di ditte che vorrebbero lavorare, visto che è il bel tempo. I lavori più grossi saranno probabilmente nella zona di via Ghirlandaio, dove iniziano delle potature. Altre cose direi che per oggi non ce ne sarebbero. Ricordo la chiusura galleria Rabuiese con direzione Slovenia e il salto di careggiata sul posto, si viaggia sulla careggiata opposta
in doppio senso di marcia, quindi, ma io ieri sono passato e non ho trovato problemi. Altre cose non avrei. Insomma, particolare, tutto regolato. Va bene, mi pare che ci sono insomma abbastanza spunti per lavorare per tutta la settimana sicuramente. Grazie, intanto buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Altrettanto a tutti voi, saluti. Grazie. Allora, noi andiamo avanti, leggiamo ancora il giornale in riferimento a un altro grande evento che è appena terminato nel fine settimana, il G7 Istruzione. C'è il commento della Will Scuola di Ugo Previti, segretario regionale della Will Scuola. Dice la Will, dal vertice dei 7 grandi nulla di concreto per la scuola. Il segretario regionale, ignorati i sindacati, alla fine a decidere sono persone che non sanno cosa significhi lavorare in una classe. Valditara ha parlato di rispettare e valorizzare i docenti, ma come? Le assunzioni previste non possono bastare. Allora, ancora vediamo invece, l'abbiamo già visto in prima pagina, vacanze al mare, più cari ombrelloni e lettini. Nelle spiagge del nord-est gli aumenti oscillano tra 3 e 10%, quindi ombrellone ma quanto mi costi? Non poco. Dal Friuli Venezia Giulia al Veneto per una decina di giorni in spiaggia bisogna mettere in conto, a seconda se si prenota in bassa o alta stagione, da 180 a 350 euro solo per noleggiare l'ombrellone e 2 lettini. Quindi da Trieste a Rosolina il materiale noleggiato per una decina di giorni ha un costo che parte appunto da 180 e può superare 350 euro. Sulle spese incidono il tasso di inflazione, i rincari dell'energia e la riorganizzazione dei servizi, così viene spiegato. I gestori delle spiagge, ritocchi minimi, va valutato il rapporto qualità-prezzo. Union Mare Veneto, Lisagest Lignano e GIT Grado diversificano l'offerta, si arriva a gazebo da 100 metri quadrati. Alessandro Berton, in Veneto è possibile spendere poco con un buon equilibrio fra spese e servizio, trovare il lusso. Marin di Grado, nell'ultimo anno il volume d'affari è salito del 17%, Rodeano di Lignano fra le mete più gradite. Qui vediamo ancora, invece si ritorna sul fatto terribile di cronaca che ha portato alla morte dell'imprenditore Shinpei Tominaga, vittima dell'aggressione di Udine sabato 22 giugno, e 2 frame, vediamo qui, del filmato di quella notte che riproduce quanto avvenuto alle 3:30 al buonissimo kebab di Udine. A destra vediamo qui il pugno costato la vita al giapponese, qui in questa fotografia. Atto molto grave, ora sanzione massima. Il sindaco di Conegliano, impressionato dal video, violenza pura, serve punizione esemplare, non sono adolescenti. La città del Cima sconvolta dal filmato dell'aggressione mortale. Gesto da sanzionare, dice appunto il primo cittadino, senza se e senza ma, non ci sono scusanti per chi compie azioni contro gli altri di questo tipo. Domani a Treviso Battistella sarà processato per una rapina di 2 anni fa. L'avvocato Maccarrone, Samuele ha frainteso il ruolo di Tominaga, dal filmato sembra il meno agitato dei 3, parla l'avvocato appunto Tino Maccarrone. Andiamo ancora avanti, vediamo l'emergenza maltempo in Italia, Val d'Aosta e Piemonte, frane, allagamenti e centinaia di sfollati. Nella sola Cogna in azione gli elicotteri dei Vigili del Fuoco per portare al sicuro 300 persone, ora l'allerta a nord-est. Ne abbiamo parlato anche noi, dovrebbe esserci questa allerta meteo di colore giallo sulla nostra regione per tutta la giornata di oggi fino alla mezzanotte di questa sera. Allora vediamo anche il calciatore in Friuli, Balotelli e la notte a Lignano. L'Italia cade sul campo contro la Svizzera, lui poco più tardi cade sull'asfalto in pieno centro a Lignano Pineta, nelle vicinanze del celeberrimo treno, come si evince dai fermoimmagini che vengono pubblicati oggi qui sul Piccolo. Destini che si incrociano, quelli della nazionale di Spalletti e di Mario Balotelli, un passato in azzurro e calciatore che oggi ha quasi 34 anni, gioca in Turchia. Allora andiamo ancora avanti, trasporti, sospeso il servizio via aliscafo per l'Istria, ripartenza a breve, dice la regione, il collegamento marittimo da Trieste, concluso il contratto
accordo col gestore precedente e gara deserta, ma la Regione assicura di aver individuato un operatore. L'assessore Amirante garantisce in arrivo a giorni il via libera definitivo alla ripresa. Quindi il servizio viali Scafo, direzione Istria, è sospeso causa assenza di operatori, ma assicura Cristina Amirante, l'assessore appunto competente per la Regione, entro breve e dunque per almeno una parte dell'estate sarà nuovamente possibile viaggiare da Trieste verso Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo, via mare naturalmente. Un operatore c'è, dice l'assessore, ed è a disposizione, aspettiamo solo di capire la data della ripartenza, precisa l'assessore alle infrastrutture e trasporti. Ancora a partire da oggi elisoccorso anche di notte dalle basi di Fiume e Spalato, un velivolo a cui vediamo dell'elisoccorso. Da oggi, 1° luglio, viene introdotto in Croazia all'inizio dell'anno quale parte integrante dell'assistenza medica, soprattutto in funzione del turismo, e sarà prestato anche di notte in caso appunto di necessità. Dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Allora, bentornati in diretta. Oggi andiamo ancora a vedere le notizie sul Corriere della Sera. Sono le 7:37. Allora, vittoria netta dei lepenisti, Macron fronte dei democratici, affluenza record 66%, la più alta dal 97. Il Fronte Popolare secondo, i leader pronti ad accordi di desistenza. Queste le elezioni in Francia che sono ampiamente presenti naturalmente su tutti i quotidiani di oggi. La voce e le mani, test generale da premier per Bardella, il 28enne promette, sarà il primo ministro di tutti, la maggioranza assoluta però non è certa. Andiamo a vedere, il Presidente abbandona la linea dell'ambiguità, Attal invoca un cordone contro il Rassemblement, l'appello del premier, voto agli insoumis con valori repubblicani. Vediamo ancora il leader romantico rimasto solo, nei momenti migliori visionario, in altri vince il desiderio di stupire, come questa volta che la sua scommessa rischia di aprire le porte del potere all'avversaria di sempre. E qui viene pubblicata una foto di classe di Emmanuel Macron. Allora andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano, sul Corriere della Sera, la linea prudente di Palazzo Chigi e la festa di Salvini irrita Fratelli d'Italia. Eliseo vergognoso come von der Leyen, parole viste come un dispetto al negoziato di Meloni. Il Quirinale, Ustica, il Colle e la smentita alle voci social ignobili. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha mai pronunciato le parole che gli vengono attribuite, è ignobile e vergognoso far circolare sul web tali menzogne, il contenuto dei post e dei relativi commenti sono stati segnalati alle autorità competenti per accertare se sussistano estremi di reato, lo comunica l'ufficio stampa del Quirinale in riferimento ai post pubblicati sui social riguardanti una presunta apposizione del segreto di Stato sulle vicende di Ustica da parte del capo dello Stato, precisando che la notizia è palesemente falsa. Insomma, circola anche questo nell'universo, nella giungla dei social. Collaboreremo con Parigi, dice il ministro degli esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani. In Europa serve stabilità, Ursula apra ai conservatori. Tajani, l'ho detto al PPE, bisogna farlo per avere la certezza sui voti. Andiamo ancora, Orban fonda il blocco patriottico, la Lega, noi al lavoro per allargare l'iniziativa con il ceco Babiš e la destra austriaca oggi nel gruppo ID con Salvini.
Poi a Milano invece Pride, molestati 4 giornalisti. Andiamo a vedere i giovani di Fratelli d'Italia, l'analisi dei volti, 10 militanti sotto osservazione. Per i dirigenti l'esigenza di isolare i responsabili, in 3 casi già pronta la richiesta di espulsione. Una decina di militanti sotto osservazione, alcuni non iscritti, altri mai visti, almeno 3 a rischio espulsione. Per chi non ne fa parte il divieto in futuro di entrare in Gioventù Nazionale. In Fratelli d'Italia si studiano con attenzione le immagini del servizio di fanpage che ha mostrato esponenti della gioventù meloniana intenti a fare battute razziste, antisemite, cori nostalgici e saluti nazifascisti. Bisogna prosciugare le pozzanghere di fascismo, il partito sostenga Meloni, dice Alessandro Giuli, presidente della Maxi di Roma, si può rinunciare al 2% dei nostalgici, Segre e l'Italia. Ancora andiamo avanti, sempre sul Corriere della Sera, vediamo una foto d'epoca. Prima di fare il mio governo ho subito pesanti minacce personali, Scalfaro mi fermò sui PM, parla Dini, con il presidente mi vedevo tutti i giovedì, quando parlava di Berlusconi avvertivo la sua ostilità. Sulla giustizia puntavo alla separazione delle carriere. Biden non farà un passo indietro ma quasi un dem su 2 ha dubbi, siamo negli Stati Uniti, gli obamiani si allineano, i timori di un effetto negativo a cascata sulle corse al Congresso. E ci sono alcuni sostenitori che dicono che è l'unico che può fermare Trump, mentre altri che sostengono insomma, che dovrebbe ritirarsi. Lucido e attivo o confuso? La doppia versione di Joe, anche a seconda dell'ora, lo staff concentra gli eventi pubblici tra le 10 e le 16, mentre Re Carlo apre il castello di Balmoral per 150 sterline, si può avere anche il tè e i dolcetti. Londra, l'idea per avvicinare il pubblico ai Windsor, biglietti esauriti, William era contrario. Allora, ancora sempre sul Corriere della Sera c'è il data room di Milena Gabanelli, come abbiamo già visto in prima pagina. Brexit, il pentimento 4 anni dopo. Oggi il 55% boccia la scelta, persi 1,8 milioni di posti di lavoro, tasse e prezzi alimentari più 4,30%, calano il PIL e l'export, il potere d'acquisto dei salari scende di 2.000 sterline all'anno, quindi non poco. Le ultime elezioni europee hanno premiato gli euroscettici, che lo sono più nelle dichiarazioni che nei programmi. L'uscita dall'Europa oggi la sostiene solo il partito tedesco AfD, negli anni passati l'aveva cavalcata il Partito Popolare danese, il Partito delle Libertà in Austria, Perussuomalaise in Finlandia e il Partito Nazionalista a Malta e il Front National in Francia. In Italia c'era Italexit, mentre Fratelli d'Italia nel programma elettorale Europei 2014 proponeva lo scioglimento concordato dell'Eurozona. Insomma, si parte dall'analisi di tutte le forze anti-europeiste in Europa per arrivare al pentimento, così dice appunto questo articolo di Domenico Affinito e Milena Gabanelli, del pentimento della maggior parte dei cittadini del Regno Unito. Allora, torniamo sul piccolo per le notizie di casa nostra, ci spostiamo a Sistiana, Porto Piccolo rialza la testa fra piazzole andate esaurite e investitori internazionali. Ora c'è lo spirito giusto, il villaggio marinaro si rilancia con nuove gestioni e cambiamenti, la clientela è in buona parte straniera. Apriamo un altro capitolo. L'armeno Kaplan ha deciso di spostare la sua rivendita di occhiali di lusso accanto all'Hotel Tivoli. Cristian Potocco, dopo 2 locali gestiti a Trieste, ha avviato anche qui un centro di cosmesi. Qui vediamo alcune belle immagini dell'insediamento di Porto Piccolo. La famiglia con 4 negozi, i risultati premiano lo sforzo. Gioele Cera, progetto impegnativo ma cresceremo ancora. Ancora il Proloco Mitreo, la triestinità celebrata tra aneddoti e comicità, Cecchelin, legge Cecchelin, e ancora il lampione sbilenco davanti alla stazione, una segnalazione, un lampione anomalo in piazza Libertà. Mentre sempre per quanto riguarda le pagine
pagine del Piccolo. C'è anche l'articolo di Sara Del Sal che racconta la magia unica del concerto all'alba al Castello di Miramare con l'orchestra del Teatro Verdi, un risveglio da favola, dice Sara Del Sal, con la musica che riempiva Piazzale del Castello di Miramare che profumava di caffè. All'interno della rassegna Il Rossetti a Miramare si è rinnovato il concerto all'alba. Noi abbiamo realizzato invece un servizio sul concerto al tramonto della sera precedente, che ha dato l'avvio proprio a questa stagione del Rossetti a Miramare, che vede anche quest'anno la collaborazione importante del Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Una serata inaugurale davvero suggestiva, quella di ieri per l'avvio della rassegna estiva Il Rossetti a Miramare, accompagnata da un intreccio di musica, recitazione e bellezza. Un'armonia che esprime la consolidata collaborazione tra il Museo Storico, il Parco del Castello di Miramare e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, per il secondo anno impreziosita dalla prestigiosa sinergia con la Fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Il melologo proposto in apertura di questa edizione reinterpreta liberamente il celebre Werther di Goethe ed è opera di pieno Settecento del compositore di corte e direttore della Cappella Reale dei Savoia Gaetano Pugnani, autore spesso dimenticato nella programmazione dei grandi teatri europei, ma di solida impronta classica a mediare tra tradizione italiana e scuola viennese e tedesca. Dunque un lavoro raro da ascoltare, che ha visto ieri sera l'orchestra del Teatro Verdi di Trieste esibirsi diretta da Alvise Casellati, affermato direttore padovano, frequente ospite della Fenice di Venezia e dell'Arena di Verona, nonché figura di spicco del panorama musicale newyorkese, dove ogni anno tiene un fortunato recital dedicato all'opera italiana Central Park. Aver lasciato te che amo tanto, te da cui ero inseparabile, e sentirmi contento. Sergio Rubini, interprete icona del cinema italiano, pluripremiato attore, sceneggiatore e regista, che anche al palcoscenico regala le proprie abilità espressive, l'incisività e la passione, ha dato voce alle intense parole dell'opera di Goethe. Che ogni cosa qui intorno dà luce di paradiso. Davvero un bel concerto evento che ha inaugurato appunto la stagione del Rossetti a Miramare. Torniamo a leggere il Piccolo, ma nelle pagine di Gorizia e Monfalcone, per chiarire un pochino questo pasticcio Tari del 2022 che fa aumentare le bollette via a rincari sino all'11%. Il piano della tariffa rifiuti approda in Consiglio, si parla di Gorizia, in arrivo bollette più consistenti, pesa la mancata pubblicazione dei documenti finanziari sul sito web del Ministero dell'Economia e Finanze. Si tratta di coprire 703.000 euro, soldi che vennero restituiti ai cittadini 2 anni fa. L'altra delibera, modifiche con sgravi e benefici al regolamento della tassa. In fase d'approvazione una serie di modifiche e integrazioni migliorative per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Novità in arrivo anche per i locali che hanno a disposizione i Deors. Poi per il castello messo in sicurezza, nuovo tutti i parapetti, la pavimentazione lungo la cinta muraria, lotta al degrado, barriere da sostituire perché basse e non conformi, via libera alla variante, la spesa complessiva è di 400.000 euro. Insomma, il castello di Gorizia si rifà il look in vista del prossimo anno e dell'appuntamento importante della città europea della cultura. La tombola della Proloco riempie intanto Piazza della Vittoria, sempre a Gorizia. Vediamo la pagina, se riusciamo a scorrere rapidamente le pagine dell'economia nord-est di Monfalcone, eccola qui. Distretto del Commercio, al via il secondo bando per i fondi alle imprese. Aperti da oggi i termini per la presentazione delle domande delle aziende che ricadono nel perimetro dei 9 comuni, di cui Monfalcone è capofila. Questo
questa apertura è dedicata quindi alle attività produttive del Monfalconese. Qui vediamo anche alcuni commenti, tra cui quello del sindaco. E ora i negozianti vanno a lezione per puntare su cultura e turismo. L'8 luglio a San Canzian d'Isonzo un laboratorio di marketing territoriale su input dell'associazione che spinge proprio sulla formazione. Poi altri eventi, burocrazia e presenza in calo, Coppa dei Rioni in archivio fra le incognite, sempre nel Monfalconese, questo il caso. Mentre per quanto riguarda lo sport, e per tutti gli amanti dello sport, ieri ci siamo occupati anche della nuova cittadella dello sport, il cosiddetto Trieste Campus, fortemente voluto dall'imprenditore Enrico Samer, realizzato con una partnership pubblico-privato. Il campus, la cittadella dello sport, è operativa e aperta al pubblico, e quindi ci sono tutte le indicazioni poi anche per eventualmente prenotare i campi e frequentare le lezioni di vari sport, come diciamo nel servizio. Dopo i primi giorni di rodaggio, avviate le iscrizioni lo scorso 24 giugno, Trieste Campus è ufficialmente aperto al pubblico. La palestra per le attività di training, la sala corsi e tutti i campi esterni, padel, pickleball, tennis e il playground per pallacanestro e pallavolo sono attivi e operativi. È stato un lungo viaggio fin qui, ha commentato Enrico Samer, presidente di Trieste Campus. Ci abbiamo messo tanta energia per arrivare a oggi ed è davvero una grande soddisfazione vedere tutti gli spazi aperti al pubblico e fruibili, dedicati ai triestini che amano lo sport. Trieste Campus ha avviato anche il primo calendario di corsi, dal full body con la ginnasta Federica Macri al tonic postural concept fino al functional workout e a varie tipologie di yoga, mentre la palestra diretta da Gary Lee Dove è aperta al pubblico ogni giorno, lunedì, giovedì dalle 7 alle 21:30 e martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 21:30 e sabato dalle 9 alle 15. Attiva anche l'app per smartphone Trieste Campus, attraverso la quale si prenotano i campi esterni. Anche il primo piano dedicato alle associazioni sportive che fanno parte della struttura si sta animando. Tutte le informazioni sulla struttura, i prezzi e le attività in corso sono presenti sul sito web triestecampus.com e sulla app per smartphone. Allora, torniamo a leggere i giornali, siamo nuovamente sul Corriere della Sera, c'è un'intervista al governatore del Veneto, Zaia, che dice baby gang, abbassare l'età della punibilità, inasprire le pene. Zaia, una legge speciale per fermare la violenza, Udine caso atroce, e parla dell'ultimo caso, il pugno fatale a Shinpei, l'imprenditore giapponese. Lo scorso 22 maggio Shinpei Tominaga, 56enne imprenditore giapponese intervenuto a Udine per sedare una rissa fra giovani, è stato colpito al volto da un violento pugno sferrato da Samuele Battistella, 19 anni, di Mareno di Piave, in provincia di Treviso, figlio di un ex carabiniere che l'ha fatto cadere rovinosamente a terra. Tominaga è morto dopo 4 giorni. Con Battistella in carcere sono finiti anche Abdallah Dioma, 20 anni, e Daniele Wedam, 19 anni, entrambi di Conegliano, sempre in provincia di Treviso, accusati di rissa aggravata con altri 2 ucraini protagonisti della vicenda. Qui vediamo appunto l'intervista a Zaia anche su questa vicenda che ha riguardato appunto alcuni giovani veneti. Qui vediamo invece grandi amori, Nives Meroi e Romano Bennett, la coppia degli 8000, riusciamo a litigare anche se manca l'ossigeno. Incordata, li vediamo entrambi 62 anni, insieme hanno scalato tutti i 14 8000 senza ossigeno e senza portatori d'alta quota. I nodi Galeotti, a 18 anni seppi che lei andava in montagna, racconta lui, mi spiegò come si facevano i nodi, io facevo quelli per legare il fieno, rimasi affascinato. Salvezza reciproca, la discesa dal Cancegnunga quando lui stava male è stata terribile, ma anche Romano mi ha salvato
salvato la vita diverse volte. Insomma, questa bella storia raccontata oggi sul Corriere della Sera. Ancora, sempre andavo alle feste di Luxuria, ho avuto un'attrazione gay, le parolacce solo alla radio, parla il giornalista Giuseppe Cruciani, ho votato Vannacci, non è un mostro, insomma un'intervista al popolare giornalista che ha appunto raggiunto la popolarità grazie al programma radiofonico La Zanzara. Torniamo a leggere i quotidiani, allora torniamo sul piccolo, nelle pagine della cultura, la rassegna Tutti a scuola nel nome di Joyce, da oggi lezioni aperte al pubblico di mattina a Palazzo Gobčević, nel pomeriggio seminari per iscritti, ospite la poetessa Leanne Quinn, domani walking tour. Qui vediamo appunto le varie iniziative, all'interno di questa iniziativa ha raggiunta la sua 26esima edizione la Trieste Joyce School, da oggi al 5 luglio si attesta tra i più prestigiosi e longevi eventi cittadini. La scuola, fondata nel 97, nel corso di tutti questi anni ha portato a Trieste non solo i più grandi nomi degli studi joyciani, ma anche migliaia di studenti e lettori dello scrittore irlandese provenienti da ogni angolo del mondo. A differenza delle edizioni passate, la Joyce School si svolge quest'anno a inizio luglio, l'inaugurazione già ieri sera con un informale brindisi al Caffè Illy di Via Rossini, sponsorizzato dall'ambasciata irlandese. Il fitto programma della rassegna entrerà nel vivo a partire proprio da oggi alle 9 nella sala Bobby Baslen del Palazzo Gobčević, sempre in Via Rossini, che per la prima volta ospiterà tutte le conferenze del mattino fino a venerdì 5 luglio, ultimo giorno dei lavori. La ben rodata squadra degli organizzatori è rimasta invariata e conta su Laura Pelaschiar, John McCourt e Ronan Crowley. Oltre alle conferenze del mattino alla Gobčević aperte a tutti, la scuola prevede seminari pomeridiani riservati ai soli iscritti, che avranno luogo al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste in via del Lazzaretto Vecchio numero 8. Qui vediamo un'idea per il futuro, il palazzetto per la creatività fa vincere Giulia e Pamela, due universitarie triestine premiate dall'Ateneo Veneto per il progetto di uno spazio destinato ad arte e cultura per tutte le età e per tutti i mezzi. Mettiamoci in mostra, il progetto artistico culturale delle studentesse universitarie appunto triestine Pamela Bosazzi e Giulia Mauro, che ha vinto la prima edizione del premio Un'idea per il futuro, lanciato dall'Ateneo Veneto, la più antica istituzione culturale veneziana, per stimolare la capacità progettuale e ideativa delle nuove generazioni. Il premio, nato nell'ambito dell'Ateneo dei Giovani, articolato in più sezioni a seconda del livello scolastico, assegna premi in denaro ai migliori progetti in gara in base alla loro originalità e alle ricadute positive nei territori di riferimento. Quindi complimenti a queste due studentesse di Ca' Foscari, due studentesse triestine, Giulia Mauro e Pamela Bosazzi. Ancora andiamo avanti, sempre per quanto riguarda la cultura, il festival al cinema muovendosi con Immersive si entra nell'azione sullo schermo. Fino a mercoledì Shorts propone alla Sala Xenia opere fruibili con il visore che permette di interagire con la storia, quindi sempre più profondi, immersivi, interattivi sono i corti che Shorts ha iniziato a proporre da ieri nella sua sezione più avveniristica e tecnologica, proiettata verso il futuro e verso nuove stupefacenti modalità di racconto. Con l'irrompere di una novità, per la prima volta saranno concessi agli spettatori 3 gradi di libertà in più per vivere un'esperienza ancora più piena e suggestiva. Fino a mercoledì pomeriggio la sezione competitiva Shorts Immersive metterà in campo 7 film in cui immergersi muniti di appositi visori. L'appuntamento è alla Sala Xenia dalle 17 alle 20, come sempre prenotandosi sul sito maremetraggio.com. Questa l'iniziativa all'interno del Festival dei Corti. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo in compagnia della nostra prima
prima ospite che, come vi dicevo, sarà la deputata di Fratelli d'Italia, nonché segretario appunto del partito, Nicole Matteoni. A fra pochissimo. Bentornati in diretta, sono le 8.04, buongiorno a Nicole Matteoni, deputata di Fratelli d'Italia, bentornata nei nostri studi. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora, tanti sono i temi che affronteremo insieme all'onorevole Matteoni, ma volevo cominciare sul ruolo in realtà in Consiglio Comunale, perché si è parlato molto, no, nella settimana scorsa, e ne parlano molto anche i nostri telespettatori, della delibera, della famosa contestata delibera sull'asilo nido di Roiano, no? La privatizzazione del servizio educativo per questo nuovo asilo nido oggi sarà affrontato in Consiglio Comunale. Allora, come sarà affrontato soprattutto? Allora, innanzitutto ci tengo proprio a ribadire che non si tratta di una privatizzazione dei servizi educativi, che questa è una cosa fondamentale. Si è individuata la formula della concessione che ha durata sessennale, quindi 6 anni, proprio perché non si vuole privatizzare niente e non si vuole esternalizzare assolutamente niente. Cosa accade? Il nostro bilancio del Comune di Trieste è un bilancio solido, senza dubbio, ha tantissimo capienza, chiamiamola così, su quella parte del bilancio che si chiama conto capitale, e sulla invece parte corrente, che è quella che ci permette di pagare i servizi, pagare gli stipendi, ovviamente è diciamo determinata da diversi fattori e comunque è continuamente soggetta ovviamente per vari motivi a delle diminuzioni di disponibilità, ovvero per quanto riguarda la parte corrente con cui paghiamo gli stipendi di tutti i nostri dipendenti comunali, abbiamo delle limitazioni proprio per evitare che ci sia un default dei conti pubblici, proprio specificato in normativa che ci tiene comunque all'obiettivo di garantire la tenuta dei conti pubblici come deve essere, determina degli cosiddetti spazi assunzionali, ovvero sulla parte corrente il Comune di Trieste si può impegnare per una quota, solo una quota, per quanto riguarda le assunzioni. Questo, come ho detto, è un modo per tutelare appunto la tenuta dei conti pubblici, quindi non è che il Comune di Trieste può assumere in allegria chiunque passi per strada. Questo ci tengo a ribadirlo perché tutte le politiche, le decisioni che vengono emesse sono anche purtroppo, ma anche correttamente, garantite e gestite da questa normativa. Ci si è accorti, ma si sapeva ovviamente che negli anni, a causa del patto di stabilità, che non ha permesso nel tempo di assumere solo polizia locale e personale dell'area educazione, pensionamenti, concorsi in regione che hanno spostato diverse persone anche dal comune alla regione, il dato che noi abbiamo è che il Comune di Trieste, per garantire solo il normale funzionamento dell'ente, dovrebbe ancora assumere di personale amministrativo 244 persone. Chiaro. 244 persone che, come capirete, è un'enormità, con gli spazi assunzionali che abbiamo non ce lo possiamo ancora permettere. Abbiamo degli uffici, al netto di quello che è scritto in delibera che ha creato grandi polemiche su PNRR, sì, che è una cosa come dire, marginale in questo contesto.
di normale funzionamento dell'ente, che appunto ci impone di fare anche delle assunzioni in quelle aree in cui siamo quasi totalmente diciamo senza personale, perché con pensionamenti, con altri fattori non si è mai proceduto al vero ricambio. Quindi noi ci ritroviamo in questa situazione che non era emersa così brutalmente anni fa, quando si è iniziato a parlare di Roiano. Quindi nel momento in cui come centrodestra, come sindaco di piazza, eccetera, riteniamo che sia doveroso aprire l'asilo nido, dare quei 66 posti di asilo nido alle mamme e papà che ne hanno bisogno, si è trovata questa formula sperimentale della durata, ripeto, di 6 anni. Per questo rimando al mittente tutte le bugie di privatizzazione e esternalizzazione dei servizi educativi, perché appunto è limitata nel tempo proprio con l'obiettivo di capire e di vedere in futuro quale sarà la situazione, e per non fare appunto quello che le sinistre e qualcun altro accusa il centrodestra, ovvero quello di esternalizzare e privatizzare, perché ci sono tantissime ovviamente opzioni che si potevano affrontare, che non abbiamo voluto prendere, come dare in appalto, perché quello sì sarebbe stato l'inizio di una esternalizzazione. Non abbiamo voluto dare una concessione lunga o comunque dare direttamente tutto un pacchetto a un privato, quindi abbiamo dato questa forma, ripeto, di 6 anni, che è la concessione, un istituto previsto dal codice degli appalti, normato in maniera chiara, che non permette quindi delle modifiche riguardo la gestione del bene pubblico, perché questo anche cerco di riprendere un po' le paure o le cose che erano venute fuori, e quindi io sono sicura nel dire che la qualità del servizio che verrà dato sarà garantita. La delibera di Roiano, per chi appunto ha avuto modo di leggerlo, comunque è sempre richiedibile, pone anche dei paletti per quanto riguarda i margini di manovra che avrà il privato, che non necessariamente deve essere una cooperativa, può essere un'azienda, può essere chiunque, insomma, che abbia certi requisiti, che mantenga nel tempo alcuni requisiti, e questo deve essere molto chiaro, perché davvero io in questo mese e mezzo in cui la delibera è passata nelle circoscrizioni ho voluto assistere proprio alla seduta della terza circoscrizione, anche facendomi canzonare dall'opposizione perché ho voluto partecipare a una seduta di circoscrizione, ma vabbè. Proprio perché volevo sentire non solo quello che diceva la sinistra, ma cosa dicevano anche alcuni sindacati e anche le persone. Ecco, devo essere sincera, è passato un messaggio davvero totalmente opposto di quello che è la struttura della delibera. Di sicuro anche la narrazione, a mio avviso, sbagliata di appunto riprendere sempre questi concetti di esternalizzazione e privatizzazione, che non è, ha fatto in modo di creare questi dubbi nell'opinione pubblica, e quindi io su questa delibera li ho contate, ho passato circa 25 ore della mia vita a spiegare alle persone quello che appunto è la situazione di fatto, quindi indipendente dalla volontà politica. Per assumere personale bisogna ovviamente non solo, come dicevo, sulla parte corrente rispettare gli spazi assunzionali, ma anche garantire nel tempo quello che poteva essere come un'entrata sicura, perché se non c'è un'entrata sicura non si possono fare altre operazioni. In questo, proprio per garantire entrate sicure, le uniche manovre disponibili in un comune sono alzare le tasse, aumentare le tariffe dei servizi educativi, delle case di riposo, perché ovviamente si andrebbe a toccare tutte le tariffe dei servizi individuali che dà il comune, e quindi questa non ci pareva ovviamente la soluzione migliore. Non è la soluzione perfetta, è la soluzione che ci permetterà di aprire l'asilo di Roiano. Posto che è passato anche un verde di giunta, questo sì che
lo ripresenterà ancora meglio l'assessore De Blasio, ma l'aveva anticipato anche Claudio Giacomelli, che riprende quello che è la nota fatta dalle segreterie provinciali, quindi da Fratelli d'Italia con la sottoscritta, Forza Italia con Alberto Polacco, Paolo Polidori per la Lega e Alessandro Valerio per Noi Moderati, in cui si specifica e si dà indirizzo chiaro che per le 18 asili nido comunali esistenti non verrà esternalizzato un solo posto, quindi tutto il personale che per vari motivi sarà assente dall'appensionamento a qualsivoglia motivazione verrà sostituito sempre con personale comunale interno, quello che ovviamente c'è ci sono delle graduatorie, insomma, però quei 18 asili nido comunali rimangono comunali, quindi non c'è nessun pericolo di esternalizzazione, non c'è nessun pericolo perché di nulla. era uno dei punti, no, che venivano contestati, insomma, oltre alla qualità del servizio, che voglio ricordare a chi è più o meno attento e mi riferisco ai consiglieri comunali di qualsiasi colore che probabilmente si perdono pezzi al di là di quanto dicono di essere accorti sulla materia. Il decreto legislativo 65 del 2017, se non ricordo male, introduce il coordinamento pedagogico territoriale. Il coordinamento pedagogico territoriale, che lavora assieme alla Regione e all'Ufficio Scolastico Regionale, ha il preciso obiettivo di uniformare la qualità dei servizi 06 per tutto il territorio nazionale. Qua nella nostra Regione l'abbiamo istituito ancora quando io ero assessore, facendo riferimenti agli ambiti sociosanitari, quindi tutti gli asili nido pubblici, privati, scuole di infanzia pubblici e privati hanno come cappello di garanzia del servizio qualità questo coordinamento pedagogico territoriale, che è capofila il Comune di Trieste. Proprio il Comune di Trieste, quindi proprio viene garantita la qualità, una struttura che sono già stati fatti degli eventi informativi per tutto il personale pubblico e privato, appunto a garanzia di questo percorso. Il Comune di Trieste, lo sappiamo benissimo, vanta una tradizione secolare meravigliosa della qualità dei servizi educativi e di coordinamento pedagogico, e sarà proprio il Comune di Trieste capofila che dà le indicazioni in modo tale da non solo garantire la qualità ovviamente al pubblico, ma anche al privato. Anche al privato. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Buccarella, sono Maurizio, buongiorno anche la esponente di Fratelli d'Italia. Senta, io ho un tema nazionale. Dica. Si tratta che ormai si vedrà a Strasburgo l'esito, no? Perché volevo parlare un attimo, ho anche mandato una mail, ma è molto lunga, cerco di sintetizzare al massimo di questi, del fatto di essere ben più rappresentati, allora. Tramite, che dopo il risultato storico che ha ottenuto le destre in vari paesi, in Italia, in Francia e anche in altri, sì. Ecco, ma von der Leyen e altri non vogliono tenere conto di questo. Allora che per quanto vedo che la Giorgia Meloni cerca di fare in modo di combattere, di difendere perché l'Italia possa avere, per quanto anche l'esito delle recenti consultazioni europee c'entra e conta, maggior spazio in Europa. Ecco, questa è la cosa che mi interessava puntualizzare. Va bene, ecco, grazie allora Maurizio. Va bene, grazie mille dello spunto. Fra l'altro ci sono anche altre mail su questo argomento, leggo ad esempio quella di Piero. Buongiorno, esprimo un personale punto di vista sulla situazione politica in Europa, visto i risultati europei francesi e via dicendo, sembra che in Europa e Francia si stiano facendo gli stessi errori che sono stati fatti in Italia per anni, cioè vista l'avanzata delle destre si stanno trincerando nella tattica dell'accozzaglia politica in nome del tanto peggio tanto meglio, alla faccia del voto popolare democratico. Gradirei un'opinione in merito alla situazione in essere da parte dell'onorevole Matteoni, che scrive Piero. Insomma, un po' riassume anche altre mail su questo. Ecco, condivido quanto detto dal telespettatore che ha chiamato
e a questa mail. C'è un evidente tentativo dei vecchi gruppi politici europei di mantenere uno status quo facendo finta che non ci siano state queste elezioni. Questo è palese agli occhi di tutti. Abbiamo visto in Francia quanto la linea politica di Macron sia stata pesantemente criticata con l'esito popolare. Ci sono state fatti giusto ieri i primi exit poll dopo il primo turno, e che dà uno spaccato molto evidente di quel che è il sentimento popolare. Il Rassemblement National della Marine Le Pen al 34%, la sinistra al 28% e Macron dal 20%, e proprio in vista di questi risultati cerca ancora di dire facciamo un blocco unico per fermare la Le Pen. Quindi un cambiamento radicale che questi vecchi dinosauri non riescono ad accettare. Giorgia Meloni è molto determinata, è a capo del terzo gruppo politico europeo, perché come sappiamo l'ECR ha conquistato questa posizione dopo gli ultimi ritocchi per quanto riguarda l'appartenenza ai gruppi politici dopo le elezioni, e quindi non si può in nessun caso, in nessun modo far finta che l'ECR non esista, che l'Italia non esista, posto che adesso, dopo i primi oggettivi, atteggiamenti prepotenti di alcuni, si sia un po' ristabilito quella dialettica politica necessaria per andare avanti, anche perché altrimenti avremo delle istituzioni europee totalmente instabili nel lungo periodo. Anche se c'è da dire che proprio Ursula von der Leyen negli ultimi periodi, che sarebbe stata la mia prima scelta, ha accettato e condiviso molto delle linee politiche dell'Italia, del governo Meloni, e quindi adesso vediamo come andranno avanti le trattative. Il nostro Presidente è molto attento, presente, non ha alcuna intenzione di fare alcun inciuccio con la sinistra, non lo fa in Italia, non lo farà in Europa, ma pretenderà il ruolo che a cui l'Italia aspetta. Quindi io sono fiduciosa che ci sarà una presa d'atto di quel che è il voto popolare, che ci sarà una presa d'atto del ruolo dell'Italia e che verrà data quindi una nomina commissariale di alto spessore e di alto profilo. Questo è assolutamente quello che ci aspettiamo e su cui stiamo lavorando. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno Buccarella, sono Diego. Diego, buongiorno. Allora, assieme all'onorevole Matteoni volevo fare due riflessioni di carattere personale. Ecco. La prima, su alcune tematiche molto delicate, quali possono essere l'area appunto educativa, i servizi sociali o la polizia locale, ritengo che il Comune di Trieste debba mantenere un punto fermo, cioè il controllo assoluto di queste tematiche. Quindi, tornando al discorso dell'asilo nido di Roiano, credo che quello che può essere anche una concessione di 6 anni al privato sia sostanzialmente una privatizzazione sperimentale mascherata. Ecco, quindi io su questo ritengo che bisognava fare i conti prima sul personale, prima di investire milioni in una struttura che adesso attende una prossima apertura. Altra cosa su cui volevo riflettere era su quella che, se si vuole fare del bene alla città, al Consiglio Comunale, al nostro Sindaco, bisognerebbe evitare di creare fibrillazioni all'interno del Consiglio Comunale stesso. A cosa mi riferisco? A quella che è una richiesta di allontanamento, di dimissioni, o addirittura, come ha detto qualcuno, di voler buttare fuori dal proprio partito Forza Italia, quella che è un ex assessore Brandi
proprio all'area educativa, che credo che per anni abbia svolto il proprio ruolo in maniera esemplare. Ecco, su questo vorrei avere delle risposte precise. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. È molto attento insomma alla politica cittadina il signor Diego, grazie della telefonata, insomma punzecchia. Allora, per quanto riguarda la privatizzazione mascherata, assolutamente no, non è nulla di questo. Assolutamente no, è come ripeto, la modalità che si è trovata per garantire l'apertura dell'asilo, altrimenti lo teniamo chiuso banalmente perché non possiamo assumere. Questa è l'altra faccia della medaglia, quindi non è che la delibera non passa, mettiamo caso, adesso si va ad assumere in qualche modo, non si riescono ad assumere nuove professionalità perché, come ho spiegato prima, il Comune di Trieste è in grossa sofferenza per quanto riguarda il personale amministrativo, al netto delle questioni PNRR che sono davvero in questo momento marginali, ma al netto di quello c'è tanto bisogno di questo personale. Quindi lo possiamo anche tenere chiuso, per l'amor di Dio. Io sono contraria, quindi la concessione per me è la modalità, non c'è quindi nessun tentativo di privatizzazione mascherata. Per quanto riguarda la normale dialettica in maggioranza, c'è sempre stata e ci sarà. A mio avviso questa volta nel dibattito si è ecceduto nelle posizioni, di rispetto per quanto riguarda anche il proprio partito che ha aderito a questa delibera, nel senso che se la delibera non avesse avuto l'ok di Forza Italia, della Lega, di noi moderati, non sarebbe andata avanti. È stata votata da tutti gli assessori della giunta comunale, quindi da tutti gli assessori, ed è avallata ovviamente dal sindaco di piazza. Per quanto riguarda le parole dette dal mio capogruppo Marcelo Medao, a seguito delle esternazioni per me davvero inaccettabili di qualcuno, firmo al 100% quello che ha detto. Se fosse stato un consigliere di Fratelli d'Italia l'avremmo buttato fuori dal gruppo e anche probabilmente dal partito. Quindi assolutamente, per quanto mi riguarda, condivido in toto la posizione del mio capogruppo. È ovvio che c'è modo e modo di fare politica, c'è modo e modo di argomentare le proprie posizioni, non dovrebbero esistere le bugie. Penso alla bugia detta in commissione circa il fatto che l'iter amministrativo della delibera sia stato messo in discussione o in dubbio sulla correttezza da parte del segretario comunale. Non è vero, l'iter è corretto. Per quanto riguarda anche questo famoso allegato 1 che pare sia la panacea di tutti i mali, un semplice allegato che riprendere i calcoli ovviamente fatti con le aree risorse umane, che è correttamente inserito in questa delibera. Dopo un po' discutere su tutto, perché ho sentito anche dei consiglieri di opposizioni ci hanno messo le mani su quei numeri, la politica, come se un dirigente si prende le sue responsabilità di fare dei conti sbagliati o di presentare in maniera sbagliata ai consiglieri, assumendosene una responsabilità non da poco. Io sinceramente penso che i toni siano stati eccessivi, siano state dette tantissime bugie, tantissime. Spero di essere stata in parte chiara diciamo su questa parte della delibera, posto che anche con chi ho parlato non ci ho mai messo meno di 40 minuti per andare a sviscerare tutta la delibera. Quindi ecco, questo è un po' il quadro della situazione. Il quadro della situazione. C'è ancora sempre sull'asilo di Roiano la signora Rossana che scrive: buongiorno, una cosa non mi è chiara, quanto verrebbero a costare le rette all'asilo di Roiano per i bambini che entrerebbero nella fetta comunale e quanto per quelli della fetta privata? Voleva chiarire un po' questo punto. Dovrebbero essere 770 euro massimo, però ci sono ovviamente come
come per le tariffe comunali, l'ISEE e dopo conta l'ISEE, no? Conta l'ISEE, e dopo c'è un altro mio emendamento che dovrebbe, vediamo se passa, ha avuto gli ok tecnici ovviamente dei vari uffici, però mi pare 770 euro, sì, perché non volevo dirvi cavolate. Per la fascia, diciamo... Massimo per la fascia comunale, intendo, sì, no? sì. Mentre per quella privata sarà stabilito dai privati. Dovrebbe essere stabilito dai privati, ma in quella misura massima. In quella misura massima. Ma dovrebbe essere così, non voglio dirvi cavolate, ma banalmente anche il privato non è che può lanciare tariffe da 1.400 euro, dico una stupidaggine, e sul mercato è ovvio che dopo le persone comunque non ci vanno, e ci sono banalmente questi anche elementi da tener conto. Il servizio deve essere garantito di qualità, ma ovviamente se io li voglio mettere sul mercato devono essere in linea con le tariffe del mercato, perché altrimenti non sta in piedi, banalmente non sta in piedi. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea, mi sentite? Sì, buongiorno. Ecco, Bucarella, per favore non mi sfumi perché ho una domanda breve da fare. Prego. Ok? Allora, un saluto a lei Bucarella, alla redazione. La faccia pure. Sì. Allora, seguendo un programma di inchiesta francese, di una TV francese, è saltato fuori che Macron sia stato scelto dal barone Rothschild. E invece la Marine Le Pen, praticamente è un fatto veramente curioso, lei è laureata, ripeto, laureata in antologia di guerra. Antologia di guerra, chi che non sapesse, una laurea che permette è una sorta di militare della politica. Mentre il militare fa la guerra con i carri armati, con i fucili, con i fanti, quello che è laureato in antologia di guerra fa la guerra su base politica. E poi il presentatore, il conduttore ha presentato, ha utilizzato un termine che mi ha molto colpito, perché dobbiamo stare attenti alla melonizzazione d'Europa. Ora non ha approfondito cosa intendeva dire con melonizzazione d'Europa, però io penso il fatto che la Meloni sia stata eletta con i voti del popolo, però sta seguendo l'agenda di quello che c'era il governo prima di lei. Ecco, sono dubbi o sono realtà queste? Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Non ho visto questo servizio, nemmeno io, non saprei commentarlo. Infatti non capiamo insomma a cosa possa riferirsi, dobbiamo stare attenti alla melonizzazione d'Europa. Diciamo che probabilmente pare sempre strano che quando un politico viene eletto poi porti a casa e porti avanti le misure che ha promesso in campagna elettorale. Se questo vuol dire melonizzazione dell'Europa, ben venga, insomma. Se invece si vuole paventare che c'è il ritorno di una destra cattiva, eccetera, mi pare eccessivo, e sinceramente in questo quasi anno e mezzo, anche di più, di governo Meloni, abbiamo dimostrato di fare delle politiche a favore dell'economia, delle imprese, del sociale, sulla sanità, su mille temi, e siamo ancora in lavoro. Il nostro programma, ricordo sempre, va sui 5 anni, non abbiamo mai detto che avremmo risolto tutto in un anno e mezzo. Quindi abbiamo iniziato le grandi riforme, penso alla riforma fiscale, una riforma epocale che si aspettava da oltre 70 anni, se pensiamo poi alla riforma della giustizia, che se ne parla da 30, che adesso sta procedendo. Insomma, ci sono tante di quelle riforme che portiamo a casa, di provvedimenti che tanti si aspettavano. Dobbiamo fare ancora di più, lo faremo, ma sono sicura che Giorgia non ci deluderà. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia di Nicole Matteoni. A fra poco.
Bentornati in diretta, sono le 8:36, siamo sempre in compagnia dell'onorevole Matteoni e di Fratelli d'Italia che sta dialogando con voi telespettatori su vari argomenti. Tema principale è un po' la questione, no, dell'asilo nido di Roiano, l'abbiamo visto che va oggi pomeriggio in Consiglio Comunale, ecco, ricordiamolo anche proprio per la cronaca. Allora, ci scrive il signor Igor proprio su questo argomento, dice: la formula sperimentale è pagare meno impiegati privati. Il Comune dovrebbe tutelare il lavoro di qualità come servizio e tutela del lavoratore. Molto sentito insomma questo tema. C'è anche sempre il signor Igor dice: sono un dipendente privato purtroppo con un tumore, ci dispiace signor Igor, e mi spettano 6 mesi di malattia pagata, fossi un dipendente pubblico me ne spetterebbero 18, insomma fa questa differenza tra i contratti privati e del pubblico, no? Allora, tutta la contrattazione collettiva nazionale per quanto riguarda appunto i contratti di riferimento del mondo del lavoro sono demandati alla contrattazione tra parte sindacale e parte datoriale. Non c'entra assolutamente nulla la politica, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Nel caso specifico, per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale individuato per il personale dell'area educazione tramite concessionarie, diciamo così, è l'ultimo contratto siglato dalle sigle sindacali nel 2024, quindi appena rinnovato con aumenti salariali, altri benefit e via discorrendo, che garantisce quindi di avere il miglior contratto collettivo nazionale applicabile al settore. Un contratto, ripeto, siglato da tutte le sigle sindacali che ovviamente rappresentative, CCL, CISL, UIL e via discorrendo, quindi un contratto attenzionato e appunto da pochi mesi rinnovato, quindi non si è andati a pescare un vecchio contratto davvero con paghe effimere. Poi sappiamo benissimo qual è il grande dilemma, ne abbiamo discusso tante volte anche qui a Sveglia Trieste, se non sbaglio a Ring, quando parlavamo di salario minimo e di tutto questo, facendo una disamina puntuale. Mi pare proprio che nel settore dei pubblici esercizi, per dire, ce ne sono quasi 30 di contratti collettivi applicabili a un rapporto di lavoro. In questo caso si è deciso proprio per tutelare tutti, di applicare il miglior contratto che ad oggi c'era, che è sempre demandato appunto alla contrattazione. Quindi in tutti i settori, anche tra privati e pubblico, c'è una disparità ovviamente purtroppo su alcuni temi, anche questo della malattia. Certo. Quindi oggettivamente ci sono disparità, anche banalmente me ne sono accorta io quando lavoravo in uno studio professionale, quando sono andata per un periodo a lavorare in un'assicurazione, che quindi abbiamo ovviamente tante a Trieste. La disparità, facendo quasi il medesimo lavoro, la stessa mansione, era diciamo importante. Ciò non toglie che questa situazione è diciamo ovunque, quindi si tutela il lavoratore applicando il miglior contratto collettivo nazionale, che è appunto poi demandato alla contrattazione tra parte datoriale e parte sindacale. Allora, sempre sugli asili nido, Giampaolo scrive: per chi continua a lamentarsi dell'asilo dato in gestione, ricordo che esiste già da anni a Bologna sotto risaputa gestione di sinistra, e stessa cosa in Trentino e in Alto Adige, province autonome differenti, da anni, e funzionano molto bene. Se non si fanno figli, le nascite diminuiscono, sarà facile che chiuderemo in futuro gli asili, dice Giampaolo. Mentre è un tema anche questo, no? Mentre Gianni, il nostro amico Gianni, ci augura una buona giornata serena, lo ringraziamo. Grazie Gianni, ci vuole questo augurio assolutamente. Grazie. Seguo quasi sempre le fatiche dei giornalisti di Sveglia Trieste, di solito parlo sempre della nostra storia, da quando la nostra città era barbicata sul colle e faceva sentire i suoi primi vagiti. Non avendo frequentato che la terza industriale, mi sento sempre piuttosto a disagio di
fronte ai fortunati che hanno avuto la possibilità dell'intelligenza e la voglia di poter frequentare i licei e le università, però della nostra città ho almeno un'infarinatura che mi permette di dialogare con quelli delle scuole alte, perciò mi sono espresso negativamente, dice, riguardo agli asili con 2 mail. La nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura, i nostri politici dovrebbero sempre mantenere queste nostre prerogative, dice. Ora ho sentito la gentile signora Matteoni delle tante motivazioni per questa dolorosa, almeno credo, scelta, però penso sempre che se Parigi vale pure una messa, anche gli asili valgono qualche sacrificio maggiore, dice Gianni. Insomma, ha difeso più volte, è vero, con delle mail l'asilo pubblico, no? L'asilo comunale come una nostra tradizione. Lo difendiamo anche noi. Questo è un messaggio che non è passato e mi dispiace. Oltre ad aver messo nero su bianco, l'abbiamo fatto con nota delle segreterie, quindi come dire una dichiarazione politica pubblica, che non si vada a esternalizzare i 18 asili nido comunali, che il personale educativo comunale verrà sostituito solo con personale educativo comunale, quindi tagliando proprio la testa al toro a qualsiasi strumentalizzazione, bugia detta dall'opposizione o da qualcun altro. Quindi questo penso e spero sia chiaro, ineccepibile. Ci sono diversi temi che sono stati affrontati. Uno di sicuro l'inverno demografico, che ha già registrato una forte contrazione nelle iscrizioni, per dire, nelle nostre bellissime scuole dell'infanzia comunali, che per la prima volta, quando ero assessore io, sono andati in pari o addirittura c'era un iscritto in meno rispetto all'offerta dei posti, no? Quindi davvero c'è un tema su cui dovremo anche lì affrontare e riaprire un attimo con la mente aperta tutta la gestione dei nostri servizi educativi. I servizi educativi del Comune di Trieste sono un tesoro, io in prima persona li ho sempre difesi e continuerò a difenderli, li abbiamo onorati con un bellissimo convegno in stazione marittima di fronte all'Istituto degli Innocenti, per dire, quando si è certificato la qualità del servizio. L'Istituto degli Innocenti è l'istituto che ha il mandato dal Ministero dell'istruzione, ora MIM, per certificare la qualità dei servizi 06 e anche altri servizi educativi in giro per l'Italia. Quindi ho voluto farlo. Quando abbiamo iniziato a lavorare sul coordinamento pedagogico territoriale, che come dicevo all'inizio garantisce la qualità dei servizi proprio per disposizione nazionale, perché è vero, c'era una disomogeneità importante tra alcuni servizi educativi che era inaccettabile, a prescindere che poi uno vuole essere orgoglioso e vuole ovviamente porre in attenzione il grande lavoro del Comune di Trieste, della sua storia, di tutte le educatrici, delle maestre e via discorrendo. Non era però neanche giusto che nelle altre strutture ci fosse una grande disomogeneità per quanto riguarda la linea pedagogica. Io sono sempre stata aperta a trasmettere anche ad altre strutture private che hanno anche chiesto un confronto. Ho sempre detto assolutamente sì, il Comune di Trieste deve essere sempre a disposizione di tutte le strutture educative del territorio, tant'è che dopo aver sgomitato abbastanza e quando ero assessore ho imposto che ovviamente il nostro coordinamento pedagogico fosse quello di riferimento per l'area triestina, quindi come dicevo prima, per garantire la qualità poi non solo a noi, ecco, quindi che nessuno venisse, non voglio banalizzare, qualcheduno dal Friuli o qualcun altro venisse a dire al Comune di Trieste come gestire le proprie strutture. Ho portato a casa questo risultato facendo in modo che il nostro coordinamento pedagogico di Piazza Vecchia, insieme a tutti gli operatori dell'area educazione sparsi per le varie strutture, fossero il punto di riferimento per tutti i servizi 06 dell'ambito triestino. Questa è una grande vittoria, una grande battaglia che va proprio alla tutela di quella tradizione, perché sono queste, non voglio darmi le pacche sulle spalle, ma sono queste le azioni vere di tutela dei servizi educativi, non le strumentalizzazioni che fanno altri. Quindi queste sono le azioni concrete che facciamo, nero su bianco,
Ripeto, non ci sono né esternalizzazioni, come fa per dire il PD a Udine, se vogliamo anche guardare in casa nostra, quello che sta facendo appunto la giunta De Toni sugli asili nido comunali di Udine, che poi ne avevano già pochi e anche quelli esternalizzano, cioè follia. E lì il PD porta avanti questa bellissima, tra virgolette, voglio essere ironica, operazione, e dopo vengono a fare qui in casa a Triestina. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Dottoressa Laura, buongiorno alla sua ospite, ai telespettatori. Io sono Nadia Bellina. Nadia, buongiorno. Nadia Bellina. Buongiorno. A proposito degli asili, voi sapete che da me vengono tante mamme, parlano e mi raccontano le cose, e sull'asilo c'è un problema che mai nessuno parla. Le mamme e anche le nonne poi mi dicono che poi devono prendere i bambini a scuola e tenerli. Il problema è che dunque incominciamo con la festa che c'è per tutti i santi, poi a Natale 15 giorni, poi il Carnevale, poi per Pasqua, poi ci sono le vacanze estive, ci sono gli incontri, poi ci sono gli scioperi, Nadia, gli scioperi e cose, e le mamme chiedono una cosa: ma si può avere un asilo dove una mamma poi è sicura di portare il suo bambino all'asilo e poter andare a lavorare? Questo è quello che chiedono le mamme e anche le nonne, perché poi anche le nonne devono essere al servizio dei bambini se la mamma vuole andare a lavorare, altrimenti la scelta di certe donne è di non poter far figli almeno fino a quanto non sono libere. Certo, chiarissimo. Buongiorno e buon proseguimento. Grazie Nadia. Beh, anche questo è un tema, no? È un tema che mi è stato posto anche all'epoca quando ero assessore, che torna periodicamente. È un dato di fatto, soprattutto per quanto riguarda le festività. Diciamo che tendenzialmente, a parte dei periodi più lunghi che possono essere quelli di Carnevale o per il cosiddetto, come si dice a Trieste, il Ponte dei Morti, ecco, che sono un po' dei periodi dove non vengono, le festività previste dalle scuole non coincidono con le festività lavorative, quindi mamma e papà si devono assolutamente coordinare per cercare di garantire appunto la gestione del proprio piccolo. Mi rendo conto che anche nelle nostre strutture, data la forte incidenza per le legittime assenze per assemblee sindacali, scioperi legittime, i giorni di assenza, diciamo, durante l'anno aumentano di molto, ecco. E non è la prima volta anche che sento, insomma, che ci sono che le mamme e papà iniziano a fare anche ragionamenti diversi rispetto alla scelta degli asili nido, perché c'è questa nuova, come dire, modo di ragionare, ovvero l'asilo nido, cioè pongo di più l'attenzione sulla qualità, passatemi questo termine, come mi è stata raccontata, sulle scuole di infanzia, sulle scuole elementari eccetera, mentre quando è tanto piccolo voglio un posto sicuro, protetto, ben gestito eccetera, ma soprattutto che mi dia una garanzia per gestire la conciliazione casa-lavoro. Quindi ecco, sono dei temi assolutamente veri, c'è il tema e sinceramente non saprei darle ad oggi, ahimè, una risposta vera. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Mi vergogno, buongiorno alla signora, i triestini e anche i friulani. Mi vergogno di aver tradito la Lega per dare il voto alla Meloni, ma adesso ha rotto le scatole, per non dire altro. Possibile che non riesce, diceva tanto e non poteva non sapere
che non si può fare il blocco navale? Perché adesso non fa il referendum per vedere se gli italiani vogliono questo blocco navale? E quindi smettiamola di accettare i personaggi che non hanno niente, non hanno neanche il documento. Dobbiamo fargli la verginità a questi qui. Come mai dobbiamo fargli la verginità? Magari hanno fatto qualcosa di brutto di là. Perché buttano via i documenti? Ma siete veramente dei tumberi. Allora Anche lì in Franco Parlamento, non lo so contesta io perché... la politica, dice non è ancora abbastanza efficace del contrasto all'arrivo insomma, di tanti migranti in Italia, sia attraverso il mare. Sull'immigrazione Sì. i dati contestano diciamo, quanto appena espresso da Franco da Udine Nord. Ovvero gli sbarchi dalla rotta del Mediterraneo sono almeno il 60%, lì sono dimezzati e diminuiti tantissimo dalla rotta balcanica, quindi quello che rappresenta il telespettatore è davvero una visione davvero piccolissima, qualunquista, insomma, sul grande tema dell'immigrazione. Come ha detto il Presidente Meloni, c'è da fare ancora molto di più, dobbiamo cambiare il paradigma da tema italiano a tema europeo e la sto facendo. Abbiamo inasprito le pene per i trafficanti di esseri umani, abbiamo portato avanti un'azione per quanto riguarda lo smistamento, chiamiamolo così, o comunque l'identificazione dei richiedenti asilo, facendo i 2 centri in Albania che saranno pronti ad agosto in base alla tabella di marcia. Per quanto riguarda il blocco navale c'è una sentenza che parla chiaro, una sentenza che ci dice che Carola Rackete ha fatto bene a sperorare la vedetta della Guardia di Finanza, banalmente. Quindi noi abbiamo bisogno di fare ancora di più, abbiamo bisogno di mettere in campo tutta la normativa adeguata in modo tale che non ci siano più come dire, rivisitazioni di quel che è appunto la linea politica sull'immigrazione, ovviamente rispettando sempre i diritti umani. E quindi c'è un lavoro grande. Poi sull'immigrazione, quando avremo ancora più tempo, ritornerò volentieri a rispiegare tutto quello che sta facendo il governo Meloni. Sta facendo il governo Meloni. Allora, Patrizia ci scrive: dopo quello che sta accadendo vergognosamente, dice, in Europa riguardo le ultime elezioni europee, ribadisco che l'Europa, oltre a essere incapace, è assolutamente antidemocratica, visto che non tiene assolutamente conto del voto popolare. Questo assomiglia molto a una presa in giro dei cittadini europei, scrive Patrizia. Ma è una forzatura, cioè il PPE è oggettivo, ha preso tantissimi voti, come anche i socialisti, oggettivamente anche forse un po' sopra le aspettative, però il popolo ha sempre ragione. ECR, quindi il gruppo dei conservatori a cui fa riferimento Fratelli d'Italia, ha fatto un ottimo risultato, è il terzo gruppo ovviamente europeo, come dicevo prima, e tendono questi 2 gruppi a fare degli accordi senza tenerne conto, e noi siamo contrari, lo abbiamo detto anche pubblicamente. Ed è anche il grande tema penso anche l'astensionismo, per questo anche io sono fiduciosa che la linea che sta tenendo Giorgia Meloni di coerenza, di capacità di tenere questa linea anche contro, diciamo, i grandi potenti dell'Europa, alla fin fine possa dare quella fiducia, quella speranza in una politica migliore. Il popolo deve essere ancora più fermo come dire, nel dar contro a questi atteggiamenti, soprattutto che è il grande tema, tornare a votare, perché comunque l'astensionismo è stato veramente forte. A me dispiace tantissimo quando vedo quei numeri, no? Perché significa che qualcosa non va. Io per queste elezioni europee, quando ero ai banchetti, quando ero al gazebo, ho fatto, a parte ovviamente tantissimo affetto, anzi approfitto per ringraziare tutti i triestini che hanno dato fiducia a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni, ma ho visto anche tantissima disaffezione davanti a questa partita, che era invece centrale, è centrale, perché l'Europa si occupa di tantissime cose, anche se noi non ci occupiamo dell'Europa, come si suol dire, lei si occupa di noi, quindi avere una grande
avere un grande, come dire, gruppo che possa determinare diciamo, certi equilibri, certi meccanismi era fondamentale. Ecco. Adesso Giorgia Meloni col suo modo di fare politica, abbiamo visto un G7 che è stato eccellente sia in Puglia sia qui a Trieste, ha dato riprova della grandezza della sua leadership, quindi io sono davvero fiduciosa nelle sue capacità e spero che quanto sta succedendo faccia tornare veramente la gente a votare, perché così ovviamente non c'è altrimenti più democrazia. Allora, ancora qualche breve mail. C'è Giulio che dice: quanto potrebbe risparmiare il Comune liberandosi dai tecnici netti che hanno portato in pantano il tram di Opicina, gli sprechi per l'orripilante Ovovia. Allora, sulla cabinovia io all'inizio, devo essere sincera perché non ho nulla da nascondere, ero un po' titubante su questa opera, l'utilità, il perché, così. Dopo sono andata dal dirigente Giulio Bernetti, mi sono fatta spiegare tutto il progetto, perché così, eccetera. Ed è la soluzione migliore, davvero. C'è stata una grande disinformazione grazie ai comitati Nuovo Via, questo c'è da dire, hanno fatto un magnifico lavoro di disinformazione, tanto di cappello, davvero. Io ascoltavo appunto il dirigente che mi spiegava, no? Anche smontando per filo e per segno tutte le tesi erronee dei comitati, e mi rendo conto che è mancata un po' la comunicazione oggettiva sull'opera, ma è anche oggettivo che hanno fatto un ottimo lavoro di disinformazione, creando questa, come dire, idea che la cabinovia fosse un'opera sbagliatissima, così. Ma io vi invito davvero a contattare il Comune, l'ingegnere Bernetti, come anche gli altri operatori dell'area lavori pubblici a disposizione. Nessuno si è mai negato per spiegare qualcosa, questo c'è da dire e da ribadire. Per quanto riguarda il nostro amato tram, a parte la battuta scontata, Senato disgraziato, ma praticamente dopo quell'incidente è diventato, come dire, l'opera uno per tutto il resto d'Italia, nel senso che queste linee, diciamo, vecchie, che esistono ancora in Italia, vivevano in continue deroghe di sicurezza, di mobilità continue, perché non si voleva mettere forse mano, non si volevano fare alcuni lavori, questo dico in generale, non sulla cabinovia Opicina Trieste, ma proprio in generale su questo tipo di modalità di trasporto. E ci si è ritrovati quindi, quando c'era da ricostruire, a dover andare dietro a delle disposizioni e delle normative che, a parte, non erano affini a quel percorso, a quel tipo di modalità di trasporto, ma che hanno appesantito tutto degli iter burocratici incredibili, anche banalmente le riunioni che c'erano tra Ustif, oggi Ansfisa, e Comune di Trieste, una ogni 6 mesi. Cioè un rimpallare questo tipo di confronto che ha allungato i tempi in maniera incredibile, oltre al fatto che quando si sono fatte gli appalti e le gare, ovviamente ci sono state anche tantissime commissioni consigliari, e le ditte che sono state individuate secondo procedura pubblica non hanno fatto regolarmente, a mio avviso, tutto il lavoro correttamente. Allora, e 1, e 2, e 3, siamo arrivati a questo ritardo mostruoso, perché è un ritardo mostruoso su cui ci si lavora costantemente, perché anch'io faccio ovviamente richieste su come sta andando questi lavori. Ogni volta che mi fanno gli aggiornamenti e il Comune di Trieste lavora davvero quotidianamente su questo, io davvero mi cadono le braccia sull'enorme burocrazia che c'è in questo paese, su cui appunto il governo Meloni vuole intervenire, perché è incredibile il continuo rallentamento di tutte le procedure, e soprattutto non vedo perché il nostro piccolo tram deve essere
il caso nazionale per rimettere in piedi e fare i nuovi regolamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi tutto questo ha rallentato tantissimo l'opera. Il Comune di Trieste non credo che abbia questa grande colpa. Ovviamente ci sono stati dei ritardi, forse si poteva fare qualcosa più velocemente e meglio, senza dubbio, però anche noi stiamo facendo tante cose come opere pubbliche. L'assessore Lodi sta facendo davvero un lavoro mostruoso tra edilizia scolastica, opere pubbliche, progetti PNR, progetti ministeriali con finanziamenti regionali. Cioè non è facile accusare e puntare il dito, ma quando sei lì a dover gestire questa montagna di situazioni è davvero complicato. Poi per un comune che vuole fare, perché anche dobbiamo dire che il Comune di Trieste vuole investire, vuole costruire, vuole dare la più bella città del mondo ai triestini, e quindi questo comporta un lavoro incredibile. Allora, grazie a Nicole Matteoni per essere stata con noi. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste e buon lavoro anche per questo pomeriggio in vista del Consiglio Comunale. Buon lavoro anche a voi, buona mattinata. Grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, sono le 9.08, siamo in compagnia della consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Alessandra Richetti. Buongiorno e ben arrivata. Buongiorno. Grazie di essere qui, ben arrivata nei nostri studi. Allora, si è parlato molto nella prima parte soprattutto dell'appuntamento importante di questo pomeriggio, la delibera sull'asilo nido di Roiano va in Consiglio Comunale, ne parliamo subito davvero fra pochissimo, ma abbiamo una telefonata in attesa credo da un po' di tempo. Allora sentiamo subito il telespettatore o telespettatrice. Buongiorno. No, credo sia caduta la linea. Allora invitiamo magari i nostri telespettatori a richiamarci. Dicevamo appunto oggi il Consiglio Comunale importante, lo dicevamo prima con la consigliera Matteoni che ha spiegato anche la contestata delibera ha detto non sarà una privatizzazione e ha spiegato insomma quello che contiene questa delibera tanto contestata. Io non so cosa intenda poi la nostra deputata Matteoni nella questione che non sarà una privatizzazione, perché insomma un servizio, anzi incominciamo, un edificio in cui il Comune ha investito veramente una cifra ingente, intorno ai 4 milioni di euro se non vado errata. Verrà così in qualche maniera subito fresco, nuovo di zecca, quindi con nessun tipo di costo di manutenzione, verrà messo a disposizione di un privato e in questo edificio verranno resi disponibili 66 posti, di cui la delibera recita 33 a gestione completamente privata. Gli altri 33 gestiti sempre dal personale di questa azienda, di questa ditta, di questa cooperativa che parteciperà e vincerà il bando di gara, e gli altri 33 comunque saranno a disposizione del Comune. E allora io non lo so se lei come intenda l'onorevole Matteoni questo. A casa mia questo è esternalizzare un servizio. È stato specificato nella prima mezz'ora che si tratterà solo di 6 anni, una sperimentazione. La delibera non recita questo, la delibera dice 6 anni più 6, quindi stiamo parlando già di 12 anni. Si sta parlando solo di Roiano, ma secondo appunto quello che è stato detto in precedenza non è così,
perché si sta parlando anche del futuro dell'asilo nido di San Giovanni. Allora, insomma, non giriamoci intorno, la direzione che si sta prendendo è quella lì. Che il Comune in questo momento abbia delle difficoltà ad assumere, però perdonatemi, sta dimostrando che in tutti questi anni non è stato in grado di pianificare le assunzioni, e questo io lo ritengo oltremodo grave. Siamo d'accordissimo su un punto, siamo assolutamente d'accordo. Il patto di stabilità è stato un disastro. Quando si decide di andare a tagliare sul pubblico e si impongono dei limiti nell'assunzione del personale, si impongono dei limiti nell'avanzamento tecnologico, lì si sta facendo un disastro che impatta poi, fra l'altro, non immediatamente, ma a lungo termine su tutta la nazione, comprese le imprese e comprese, diciamocele, anche la questione dei lavoratori, cioè dei diritti dei lavoratori del mondo del privato. Perché se questa azienda riesce a risparmiare, lo fa per due motivi. Uno, perché comunque ci sono dei costi che effettivamente sono in seno al comune, ma si invita il governo a equiparare poi certi costi, come che possono essere i costi di solito coperti dall'INPS, che per il comune non vengono coperti, perché si sta pensando che nel offrire un posto di lavoro a una persona, un lavoratore, comunque si sta facendo un servizio che è di beneficio comunque per tutta la comunità. Chiaro. Non dimentichiamoci nemmeno questo. Infatti. Quindi il risparmio dove lo andremo a calare? Lo andremo a calare sui contratti dei lavoratori. Si è parlato di non differenza di qualità. Io sono conscia che il privato può fare un ottimo lavoro e non vado a dire che ci sono necessariamente tanti esempi, abbiamo degli esempi, però in questa delibera non si parla di controllo, nel senso che si parla di aggiornamento del personale, ed è una cosa buona, e quindi questo passaggio secondo me è assolutamente consono, ma anche dovuto, nel senso che bisogna preparare e aggiornare la professionalità degli operatori, però ripeto, non si sta parlando di controllo. Uno degli emendamenti che io ho predisposto è stato proprio la richiesta che venga istituito con il personale che per esempio non è ritenuto, quello di educazione, che non è ritenuto più idoneo magari fisicamente per lavorare direttamente nei nidi, quel personale però è assolutamente del comune, è assolutamente qualificato, nel caso si andasse in questa direzione, e io spero ancora che ci sia un miracolo, a fare un controllo. Dico ancora una cosa. Per il controllo sia della qualità. Il controllo della qualità, perché io devo capire come mai ci sono dei forti risparmi. Certo. Forti risparmi che anche lì sono un pochino discutibili. Perché nella delibera l'allegato, quello che non ha detto, è che l'allegato in cui ci sono i costi, vengono enumerati i costi, la parte della concessione, che è quella che propone questa maggioranza di scegliere, fa i conti su 33 posti, non sui 66. Cioè, diciamo che si confrontano alle elementari, una cosa che mi dicevano sempre gli insegnanti: non puoi sommare le mele con le pere. Se io faccio il primo confronto nella situazione attuale con 66 posti, il secondo confronto con l'appalto, sempre 66 posti, non posso fare come terzo numero, avere la concessione
con 33 posti. Che sono la metà. E i conti non tornano, non possono tornare. E quindi questo è un punto è chiaro che un risparmio su 33 posti è un risparmio eclatante, notevole. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto, pronto? C'è qualcuno in linea? Allora, no, qualche difficoltà, forse è caduta la linea. Allora andiamo rapidamente in pubblicità, vediamo se riusciamo a recuperare questa telefonata e ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, 9:20 del mattino, siamo in compagnia sempre di Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Allora è un tema questo del personale, anche in generale, personale pubblico, personale privato, che scalda molto anche i nostri telespettatori. Ci scrive Giorgio, ad esempio, nel comune, nella regione e in altri enti pubblici perché non viene sostituito il personale che è andato in pensione. Queste sostituzioni non possono essere considerate nuove assunzioni, c'è una volontà forse di smantellare tutto quanto è pubblico, chiede Giorgio, no? Anche in relazione al dibattito che si sta facendo sull'asilo nido di Roiano. Bella considerazione, anche perché io ho lo stesso dubbio del telespettatore, nel senso che già da anni non ci si sta, ben dopo anche del patto di stabilità che comunque non consentiva nemmeno in uscita per appunto per morte, per pensionamento, la sostituzione. E infatti, come dicevo, è stato assolutamente l'inizio del smaltellamento del privato. Si è parlato del pubblico, si è parlato tantissimo male del pubblico, ed è vero, ci sono delle criticità che però su quelle bisognava agire, non impoverendo di competenze. Io quello che ho visto negli anni e in vari enti, anche l'università, che si sono dati pian pianino, il comune, l'università, proprio perché non si va a pensare alla sostituzione anche per tempistiche. Un'azienda privata, quando una persona deve essere sostituita perché andrà in pensione, deve essere affiancata nei 6 mesi prima, un anno prima, da una persona che la sostituirà. Questo per non disperdere un bagaglio importantissimo di competenze. Il Comune di Trieste aveva, e l'università ha e aveva delle competenze enormi che purtroppo tante di queste, non tutte, ma tante di queste si sono perse completamente. Conoscenze anche del territorio. Io mi ricordo benissimo una figura storica del patrimonio che conosceva tutto di Trieste. Ora sappiamo bene che gli archivi, le database del patrimonio comunale non sono proprio né aggiornati né concretamente utilizzabili, e quindi aver perso quel punto di riferimento è un patrimonio veramente incredibile e un danno per la popolazione. Quindi sì, sono assolutamente convinta che purtroppo, come succede per la sanità, diciamocelo, si sta investendo in gettoni costosissimi per medici a gettone, costosissimi, che ci costano ma tanto di più dei medici che sono assunti, e non si assumono medici con una paga adeguata nel pubblico. Quindi cioè, a pensare male ci si azzecca. E anche questo tema della sanità è un tema forte. Oggi sul giornale c'è questa iniziativa, no? Sulle liste d'attesa. Parliamone, perché questa è una cosa molto grave. Grave e importante, no? Perché sentiamo prima la telefonata, poi ne parliamo. Poi ci sono anche altre domande attraverso le mail. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Buongiorno Gino. Bisogna rendersi conto, e ormai si sa da tempo,
che tutte queste regole che ci hanno messo in questa gabbia arrivano dall'Europa. E il fatto che la gente non è andata a votare per le europee è il sintomo base che non si vuole più questa Europa. E cosa succede adesso? Che il governo fa fare il bis alla von der Leyen, cioè è il massimo della distruzione, cioè vogliono proprio che l'Italia non esista più, perché a sto punto cominceranno a comprare tutte le spiagge, a comprare tutti gli appartamenti, noi non esisteremo più e si vuole andare avanti su questa storia. È una roba mai vista. Anche i 5 Stelle che all'inizio, qualche anno fa, avevano proposto il referendum per uscire, adesso si sono raffreddati. Sarebbe ora di ritornare a fare questi discorsi, perché sennò veramente abbiamo ancora poco tempo. Perché la prossima mossa è andare in guerra con l'Ucraina contro la Russia, che era uno dei nostri migliori stati, che ci portavano anche molte risorse. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Vedevo che annuiva mentre parlava il signor Gino. Insomma, per certe cose mi trova d'accordo, per certe nel cose senso che è stata persa un'opportunità enorme nel non partecipare alle elezioni europee, perché non ci si sta rendendo conto che quello che è in gioco, ancor prima delle questioni economiche, ancor prima di quelli che sono i ruoli dell'Europa, che uno può condividere o meno, secondo me quello che è successo è che l'Italia si è sempre dimostrata incapace di gestire quelle che erano le normative e quelli che sarebbero potuti essere i vantaggi per l'Europa. Non è stata al passo e quindi sono arrivati solo le cose assolutamente negative, il taglio delle limitazioni economiche e così via, ma non è questo il tema. Quello che invece è gravissimo è che quello che è in gioco è la guerra, è la guerra. Infatti. E in questo senso la von der Leyen ha dimostrato di fare degli errori notevoli, lei, o che le sono stati imposti, diciamocelo, dall'America, in una certa direzione, che ha portato comunque la Russia a comunque allontanarsi sempre di più e avvicinarsi all'Asia, e a un conflitto inaccettabile, assolutamente non logico per il tipo di, fra l'altro, perdite e di costi. Allora, prima il signore parlava del non si sta sostituendo il personale, esatto, si vuole smantellare quello che non il si pubblico, sta parlando, quando si parla di costi per cui siamo costretti a tagliare sul pubblico, quello di cui non si sta parlando che solo nel 2024 questo governo ha aumentato gli investimenti bellici, ok, per gli armamenti di 1.400 milioni di euro. Mamma mia, quindi... Cioè, signori, quelli sono soldi che non vanno per gli asili nido, che non vanno per la sanità, che stanno andando solo in morte. Però con il G7 si arriva comunque, che avevamo qui a Trieste, fino a sabato, si arriva a parlare di fare entrare il marketing di Leonardo. Sapete chi è Leonardo? Se non lo conoscete, Leonardo si occupa di armi, di costruire armi in Italia. È la prima azienda a livello europeo per esportazione di armi. Inserirlo insomma nell'educazione, nell'istruzione è stato c'è qualcosa che non funziona, cioè noi andiamo a pagare Leonardo nella produzione per l'invio di armi all'estero. Ricordiamo, mi risulta che inviamo
inviamo armi, o spererei che qualcuno mi smentisca, inviamo ad armi anche nella striscia di Gaza, in cui la situazione è drammatica. Quando ho fatto la mia richiesta che il comune sollecitasse il governo, perché abbiamo visto che fra l'altro proprio il centrodestra è vicino al governo, sollecitasse il governo per un controllo sulle armi che vengono inviate dall'Italia alla striscia di Gaza, che per Costituzione non è possibile inviare, perché quella guerra è stata segnalata dalle Nazioni Unite come situazione in cui vengono fatti dei crimini di guerra, tanto è vero che i principali morti sono i bambini e le mamme. 38.000 morti. 38.000 morti, di cui veramente l'80-85% donne e bambini. Donne e bambini. Qualcosa di terribile. Allora, torneremo a parlare anche della questione liste d'attesa inevase dalla SUGI, sulle quali sta cercando di far chiarezza la Procura di Trieste, che ha avviato degli accertamenti su 812 impegnative, no, prese al CUP dell'ospedale Maggiore, subito dopo l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata. Fra pochissimo. Allora, 9.35, siamo nuovamente in diretta, sempre in compagnia di Alessandra Richetti, consigliere del Movimento 5 Stelle. Prima della pubblicità dicevamo, appunto, commentavamo insieme questo articolo che c'è oggi sul giornale Sul Piccolo riguardante le liste d'attesa. È un tema di cui parliamo spessissimo, lo stavamo dicendo anche adesso fuori onda, sia qui a Sveglia Trieste sia la consigliera abbiamo raccolto spesso segnalazioni, no, riguardanti le liste d'attesa che non ci sono proprio in certi casi, o addirittura sono comunque spostati in là nel tempo da non crederci quasi, no? Anni e anni, e ora la Procura vuole vederci chiaro, insomma, in particolare. Sono felicissima di questo, perché io ho raccolto in questi ultimi mesi tantissime segnalazioni di persone veramente disperate che riportano delle situazioni inaccettabili. Bisogna dire che c'è un altro aspetto, che purtroppo c'è poca informazione, poca trasparenza, mi viene da dire, rispetto a quello che può fare una persona che è un paziente per potersi in qualche maniera premunire, perché ci sono delle situazioni di criticità. Allora, facciamo degli esempi. Se in qualche maniera tu devi fare una visita di controllo e la visita di controllo ti viene data fra 3 anni, perché sei una persona, diciamola, anziana, sei ammalato, ha delle difficoltà motorie e gli unici appuntamenti sono dall'altra parte della regione, perché questo è il problema. Chiaro. Il problema è che rispetto al passato le liste che vengono fatte sono predisposte per tutto il Friuli Venezia Giulia. Ma un ammalato non sempre si può muovere, anzi il più delle volte non ce la fa. E quindi, se in qualche maniera tu hai bisogno di una visita, di un controllo diagnostico e ti mandano a Tolmezzo, chiaro. Probabilmente tu dirai non riesco ad andare a Tolmezzo. Pensiamo che la maggior parte dei pazienti, io ho visto i dati raccolti dal Comitato della Salute per la difesa della salute pubblica,
L'80% delle persone che si sono rivolte sono persone over 60, over 70, quindi il più delle volte sono persone che intanto hanno meno dimestichezza con gli strumenti informatici per sapersi come destreggiare in questi meccanismi che io chiamerei perversi, perché fatti sulla pelle delle persone. Ma diciamo, cioè, mi sono stati riportati delle situazioni, per esempio, legate alle malati oncologici che hanno appena scoperto di essere ammalati per problemi al sangue. Quindi quelli che devono fare una visita di ematologia, non esiste agenda. Non esiste agenda, non fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, un anno, non esiste agenda, almeno fino a quando mi è stato riportato. Poi magari adesso qualcuno mi dirà no, oggi c'è. Quando mi è stato riportato bisognava, e quindi l'unica possibilità era rivolgersi al privato. Ora mi dicono, io questa cosa non sono riuscita ancora a controllarla, mi dicono che i prezzi del privato sono oltre i 500.000 euro, 500 euro sì, per visita, no? Per visite. E quindi... la prima, e poi cioè cosa fa una persona? E quindi... Le visite dentistiche per i bambini o le fa in privato perché comunque un bambino che ha dei problemi alla masticazione deve vedere, visto la crescita, siamo aspettare così mamme, tanto, no? Io sono nonna anche, non può aspettare il 2027, non può aspettare il 2028. E quindi sono felicissima di questo controllo. Speriamo insomma che porti a... Io se posso raccontare un piccolo aneddoto, magari dopo la telefonata. Allora sentiamola subito. Buongiorno, chi è Lina con noi? Buongiorno, sono Pamela. Pamela, buongiorno. Buongiorno, volevo dare il suggerimento per quanto riguarda l'invio di armi in Israele. Allora, i dati dell'Agenzia delle Dogane certificano che tra dicembre 2023 e gennaio, quindi un mese, 2024, Roma ha esportato a Tel Aviv armi e munizioni da guerra e non a uso civile, come fa per intendere, per oltre 2 milioni di euro. Una condotta, oltretutto, che potrebbe costare al nostro Paese un'accusa di complicità nella violazione del diritto internazionale di fronte alle corti dell'Aia. E quindi esportiamo molto, anche visto e considerato che abbiamo un ministro che è in conflitto di interessi con la sua carica istituzionale e il suo lavoro di produttore d'armi, no? Oltretutto non sono d'accordo sul fatto che si impieghino soldi pubblici per poi agevolare i privati, che si sa sempre come va a finire con queste situazioni. Non mi è piaciuta la comunicazione manipolatoria di Nicole, che ha manipolato ogni discorso. Diamo all'Europa a che gruppo facciamo parte noi, ai conservatori, il terzo gruppo, che è importante, è un numero veramente rilevante secondo la Nicole, tanto rilevante che siamo completamente esclusi, perché si sa benissimo che concorrono i primi 2 gruppi per poter dirigere poi le intenzioni che si avranno in futuro in Europa. E oltretutto la Meloni è tornata come un cane bastonato, perché ha impiegato tantissime risorse, tantissimi milioni per fargli fare le vacanze in Puglia alla versione italiana casareccia, invece di essere una leader seria e portare veramente le cose in Italia. Lei sta esportando tutti i nostri soldi, allora per l'Ucraina, in armamenti. Va bene, Pamela, insomma fa un quadro generale partendo proprio dell'invio delle armi a Israele, no? Su cui immagino la nostra ospite concorda, no? In gran parte, se non tutto. Allora, io avevo
appunto, come avevo detto prima, ho richiesto una mozione che per ora non è stata ancora trattata nemmeno in commissione. La mia era stata di urgenza. Da una parte si richiedeva che ci si facesse carico dell'invio di aiuti umanitari che non arrivano, cioè ci sono delle situazioni impressionanti per cui a Gaza la popolazione non ha acqua potabile, non ha alimentazione. Gli ultimi dati sostenibili in qualche maniera, che può sostenere le persone, gli ultimi dati che io ho è che tipicamente il valore calorico che viene distribuito a bambini e a adulti è di una scatoletta di fagioli, quindi assolutamente inappropriato, e quindi ci sono degli orrori, i bambini che soffrono di diarrea perché non essendoci l'acqua potabile, la drammaticità è totale. Dicevo, avevo chiesto questo e avevo chiesto che ci sia una verifica, un report nel governo italiano, che ci sia una rendicontazione di quanto esportiamo, perché appunto anch'io avevo letto notizie di esportazioni verso Gaza drammatiche. Vero. E anch'io concordo che se non legalmente, sicuramente moralmente possiamo dire che stiamo in qualche maniera sostenendo una guerra che non è accettabile, non è legittima, proprio perché sta violando una serie di tutele, se si può dire, nella guerra, ed è orientata soprattutto a colpire, invece che degli obiettivi strategici, gli obiettivi umanitari, gli ospedali, le scuole. Cioè abbiamo perso tutte le università di Gaza. Insomma, la situazione è veramente inaccettabile e drammatica. Allora, un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Luigi. Luigi, buongiorno. La torno a richiamare in merito alla domanda che le ho fatto l'altro giorno, che il suo ospite ha detto un sacco di inesattezze. Allora, mio figlio è un anno che è ritornato dalla Germania e non ha ancora la residenza a Trieste. Lui lavora a Trieste. Siamo andati all'anagrafe triestina, lì ci hanno dato un foglio che deve compilare il padrone di casa, però il padrone di casa si rifiuta di compilare questo foglio. Cosa può fare questo povero ragazzo che non ha medico, non ha questo, non ha quello, non ha quell'altro? Mi sembra strano, appunto ci sembrava strano il fatto che dovesse essere il padrone di casa a dover compilare questo foglio. Torno a dire, è proprio l'anagrafe che deve stabilire la residenza, e deve essere suo figlio che compila questi dati. Poi sarà il comune a verificare se suo figlio abita effettivamente lì, in quell'appartamento, mandando i vigili, no? Io la so polizia che una volta locale. c'era di dover fare denuncia alla polizia. Alla polizia locale, no? No, alla mia moglie con noi. Come? Mio figlio abita nell'appartamento con noi, di mia moglie, è intestato mia moglie, l'affittuaria è mia moglie. Però lì all'anagrafe ci hanno dato un foglio da compilare, no? E deve compilare il titolare della casa per poter permettere di avere la residenza a mio figlio. Questo mi sembra corretto. E perché il titolare non glielo compila, non firma questa cosa? Bella domanda, da $1 milione. Ma scusi, di chi è questo appartamento? Cioè non è di sua moglie? No, non è di mia moglie, è affittuaria. Lei è affittuaria? Sì. E il padrone di casa affitta a sua moglie, quindi sua moglie subaffitta a suo figlio, non ho capito. No, cioè lui non subaffitta, lui viene a vivere con noi. Viene a vivere con voi, nello stesso appartamento. Ha trovato lavoro a Trieste, è un anno che lavora a Trieste, di fronte alle rive in un ristorante. Dopo 12 anni di Germania ha deciso di rientrare a lavorare in Italia, ha trovato questo lavoro, ma lui adesso si ritrova senza residenza e senza niente.
Sì, sembra una soluzione allora non mi permetterei mai di dare delle informazioni non essendo io il soggetto deputato, ed effettivamente mi sembra di ricordare che il proprietario della casa deve dichiarare che c'è un ospite e chi occupa mi sembra di ricordare quindi lui non questo. può rifiutarsi. Cosa si può fare per penso però si informi sempre con l'anagrafe, che si richieda congiungimento, perché essendo un maggiorenne non necessariamente voi potete, come dire, voi siete, dovete accettare di fare nucleo familiare in qualche maniera, no? Cioè di averlo con voi. Abbiamo fatto, però non ce lo accettano perché bisogna avere questa dichiarazione del titolare della casa che accetta di dare la residenza a mio figlio. Ok. Ho capito. Guardi, non so davvero quale consiglio darle, se non magari rivolgersi a qualche associazione degli inquilini, no? In questo caso. Direi, sì. Se ci sono delle associazioni di inquilini che possono cercare di sbrogliare un po' la matassa, perché sembra tutto originato da un atteggiamento di questo proprietario di casa che non vuole, probabilmente, non lo so per quali motivi, insomma, non so se... Sì, bisognerebbe vedere se il contratto è esplicito. Non ne ho idea per cosa. Però sicuramente Sveglia Trieste è un po' difficile che riesca a risolvere questa situazione. Provi a rivolgersi magari appunto a un'associazione di inquilini per capire se loro magari avranno avuto anche altri casi, no? Simili, che hanno magari risolto, cercato insomma di sbrogliare. Ci faccia sapere con l'avvocato civico della regione. Anche, ad esempio. Una domanda magari, no? È vero, il difensore civico, anche questo può essere una buona soluzione, perché sembra proprio una questione che potrebbe essere affrontata. A Trieste perché non l'hanno voluto, ma quello della regione c'è e dirime spesso questioni di questo tipo. È in ufficio regionale, quindi... nella regione Piazza Oberdan. Piazza Oberdan si può rivolgere anche al difensore civico appunto della regione, è giusto. Allora, buongiorno, sono Roberta, ci scrive una telespettatrice, volevo chiedere il nuovo asilo nido di San Giovanni con che personale verrà aperto, perché da Roiano poi ci si sposta a San quello Giovanni. Che iniziavo proprio a dire all'inizio della mia partecipazione qui, effettivamente nella delibera è citato anche quell'asilo, quindi ci aspettiamo che una volta che dovesse passare questa delibera, anche l'asilo probabilmente verrà esternalizzato. Sì, io continuo a dire questa è una cosa per me inaccettabile, è inaccettabile peraltro, io ve lo dico, lo stesso Comitato Unico di Garanzia ha dato il parere negativo su questa delibera, dicendo che peraltro è inaccettabile che si valuti un servizio educativo solo dal punto di vista economico, e quindi questa è la prima parte. La seconda parte è che si vada a annoverare tra le spese le malattie e le maternità. Io ho capito che sono spese, però perdonatemi, un comune questo non lo può, come dire, non può denunciare che ci sono delle mamme che aspettano bambini, visto che la maggior parte degli educatori sono educatrici, in realtà, no? E quindi grazie a Dio che c'è un minimo di natalità anche a Trieste. È inutile fare politiche di sostegno alla famiglia quando non si fa politiche di sostegno alla maternità, al lavoro garantito. Su chi ricadranno quelle maternità?
No, domandiamocelo, perché se i costi del comune, è scritto che appunto in qualche maniera il comune non può farsi carico delle maternità e delle malattie perché sono costi troppo grandi e li vuole scaricare sul privato, in realtà su chi ricadranno questi costi? Cioè sono domande che secondo me sono legittime e sono drammatiche. Queste considerazioni non le sto facendo io, ma le sta facendo anche il CUG, come dicevo prima, che sta dicendo stiamo ritornando indietro su delle tutele per i lavoratori importantissime. E ricordatevi, ed è questo che è drammatico, ricordatevi che quando si va a diminuire gli standard del pubblico, di conseguenza non si va a migliorare gli standard del privato. Purtroppo a cascata c'è un abbassamento di tutto e quindi assolutamente gravissimo. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Rossella. Rossella, buongiorno. Allora, un quesito, ma penso che se sono la prima telefoneranno tante persone. Dica. Allora, io ho papà e mio marito purtroppo tutti e due in cimitero, uno da 3 anni e mio marito da 2. Ci dispiace. Allora ho la luce votiva che ogni anno io la pago e sono fino a novembre a posto. Allora cosa succede? Mi è arrivato il bollettino del pagamento che si paga entro il 31 luglio, ma io che dovrei essere a posto fino a novembre, mi hanno detto che hanno cambiato la data. Allora io mi domando, ma da luglio a novembre che io ho pagato, questi soldi vanno persi? Capito. Questa è la mia domanda. Ho telefonato ai cimitero, agli uffici, ma è alla cieca, quindi... mi hanno detto che hanno cambiato la data di pagamento. Capito. Allora ci informiamo bene su quello che può essere successo. Non sapevo appunto di questa cosa, è la prima volta che la sento, quindi di questo cambiamento di data. Ci informiamo e poi magari le facciamo sapere attraverso le nostre trasmissioni per capire insomma questi mesi che separano luglio da novembre. La signora vuol sapere, ma io pago... I soldi praticamente sparirebbero, ma perché? Infatti, assolutamente irregolare, sembra almeno. Grazie signora Rossella, ci informiamo su questa particolarità che ci chiede la nostra telespettatrice. Allora, ci sono anche altre domande che ci facevano i nostri telespettatori. Loris diceva in particolare a Trieste ci sono molte persone nelle stesse condizioni del figlio del signore di prima, in particolare gli stranieri, dice, in questo modo fanno pagare un affitto superiore perché non possono avere la residenza nonostante lavorino, ma detta così sembra davvero una cosa irregolare, insomma, da chiarire, non lo so. Io non vado a cimentarmi su delle cose di cui non sono certa al 100%. Infatti, pensare che con estrema facilità, scrive ancora Patrizia, sempre su questo argomento, vengono fatti ricongiungimenti di stranieri, accettiamo gente senza documenti, mentre un cittadino italiano quando rientra in Italia deve penare, insomma anche questo un aspetto. Cercheremo di chiarire anche questo. So che prima ci voleva raccontare così un piccolo aneddoto perché sulla sanità, no? Sulla sanità ci sono dei racconti ben più drammatici, quindi questo potrebbe anche far, come dire, sorridere, no? Se non fosse che si parla sempre di salute. Mi arriva il venerdì, cos'era, 21 di giugno, una lettera, la apro e mi segnalano che avrò una visita di controllo, che è stata predisposta una visita di controllo per il 20 maggio.
Io guardo, la prima cosa che guardo è l'anno, perché dico 20 maggio, magari una visita di controllo mi danno un anticipo di un anno, quasi un anno. No, al che guardo la data di partenza dell'intestazione era in aprile, 21 aprile. Quindi, signori, questa lettera ha impiegato 2 mesi per arrivare. Io sorridevo perché dicevo, ma un piccione, anche se si fosse fatto il giro di tutte le piccione che sono in giro, mi avrebbe portato la lettera prima. Telefono al numero scritto sulla lettera per disdire l'appuntamento che era già passato, e quel numero, dopo tutta un'intera mattinata passata al telefono, quel numero non era valido, perché nella lettera è stato presentato un numero non corretto. Non corretto. Quindi finalmente trovo chi mi dà il numero corretto a cui rivolgermi, tutto altro numero. Telefono, l'orario non è corretto, per cui anche quello. Alla fine riesco ad avere, dopo 5 giorni, un operatore con cui parlare che mi dice che siccome ho passato il turno di maggio, dovrò provare a telefonare a metà luglio per vedere se riesco a farmi inserire. Ora, io segnalo che c'è qualcosa che non sta funzionando. È chiaro. Questo è semplicemente un piccolo aneddoto per raccontare quello che si confronta tutta la popolazione. Tutti i giorni. E speriamo davvero che si faccia chiarezza su questo settore così ampio della sanità, anche con iniziative come quella che abbiamo appena visto. Grazie Alessandra Richetti per essere stata con noi, torni presto a trovarci qui alla Mi farà trasmissione. piacere. E buon lavoro naturalmente per questo pomeriggio al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a tutti voi Battaglieremo. che battaglieremo. Allora, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.